Bene, buongiorno a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Io sono Antonella Magaraggi e sono la presidente di questo istituto. E negli ultimi anni all'Ateneo Veneto abbiamo istituito un ciclo che si chiama Donna Ateneo, che si occupa della condizione delle donne nel passato e nel presente, e abbiamo valorizzato una una sezione della nostra attività che si chiama Ateneo dal Veneto al mondo e che si occupa dei nostri corregionali che sono emigrati all'estero e che vogliono mantenere i legami con la terra di origine o che vogliono conoscere la terra di origine se migranti di seconda e di terza generazione. E in questa sezione, curata dal professor Paolo Balboni, che vedo qui e che ringrazio perché è attivissimo, ci occupiamo appunto di inviare, di come dire, mandare alcune delle conferenze che facciamo qui in Ateneo, glossate, nel senso che molti dei nostri corregionali non ricordano alcuni termini della nostra lingua o non ricordano bene alcuni luoghi e quindi facciamo una sorta di leggenda per rendere loro più facile la fruizione dei nostri contenuti culturali. Ma, e questo convegno ne è un esempio, vogliamo avere anche il ritorno, cioè non solo noi che raccontiamo l'Italia e il Veneto che hanno lasciato, ma vogliamo anche sapere cosa fanno loro, cosa succede nelle terre di emigrazione. In relazione al ciclo Donna Ateneo, appunto dicevo ci occupiamo della condizione delle donne nel passato e nel presente e oggi parliamo per l'appunto delle donne che sono emigrate. La storia molto spesso è storia di uomini e storia di uomini famosi. E a noi piace raccontare la storia delle donne famose e delle donne anche meno famose, come quelle di cui si parlerà oggi, ma che con la loro resistenza, con la loro tenacia, con la loro resilienza hanno, come dire, aiutato le famiglie, le comunità e sono state, come dire, un punto fondante dell'emigrazione. Dicevo che l'Ateneo quindi ha uno scambio culturale forte con l'estero, con gli istituti di cultura dei nostri connazionali e oggi abbiamo, e sono particolarmente contenta perché voglio evidentemente ringraziare tutti i relatori che gentilmente sono venuti a questa giornata di studio, ma in particolare la professoressa Maricel Bertolo dell'Università Nazionale de Rosario, quindi che dall'Argentina è venuta fino a qui e ci terrà una relazione. Voglio ringraziare anche la Società Veneta delle Storiche che ha patrocinato, la FIDAPA di Venezia e l'Associazione Famiglia Veneta di Rosario nella persona del suo presidente che è Mauro Testa, al quale do la parola. Il suo intervento è un intervento registrato perché in Argentina adesso è piuttosto presto e quindi non poteva collegarsi direttamente e lo ringrazio perché è venuto qui in Ateneo e anche grazie a lui che noi siamo riusciti ad organizzare questo convegno. Un ringraziamento particolare ai tantissimi studenti che vedo qui presenti del Liceo Classico Artistico Marco Polo e del Foscarini, che saranno non solo dei meri spettatori, ma anche dei protagonisti con delle letture del nostro convegno. Lascio la parola a Mauro Testa. Per noi è un grande onore partecipare oggi a questo convegno organizzato dall'Ateneo Veneto in collaborazione con la nostra associazione FIDAPA, il CIEMCHE e la Società Italiana delle Storiche.
La nostra associazione è stata fondata nell'anno 1984 da immigrati di origine veneta con l'obiettivo di preservare le tradizioni e la cultura veneta e italiana in generale. Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione avviata con l'Ateneo Veneto, che è iniziata l'anno scorso con incontri di aggiornamento professionale per docenti di lingua con il professore Balboni e con la presentazione nell'ambito del Congresso internazionale sulla democrazia del libro della dottoressa Filippini Concepire, partorire, nascere. Voglio destaccare la partecipazione oggi di Maricel Bertolo, membro del nostro direttivo e responsabile del programma Donne Venete, che ha visto nel 2023 la partecipazione di Giorgia Miazzo. Vorrei esprimere un sentito ringraziamento alla Presidenta Magaraggia, al Professor Balboni e alla Dottoressa Filippini per il loro impegno e la loro apertura verso le comunità venete all'estero, che hanno reso possibile questo dialogo tra i veneti da entrambi i lati dell'oceano. Vi auguro una proficua giornata di lavoro e porgo a voi gli affettuosi saluti di tutti i membri del nostro direttivo, i nostri soci e da tutti i veneti dell'Argentina. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti che ha appena fatto la nostra Presidente per questo pubblico, per questi relatori che sono arrivati appunto anche da così lontano e devo dire che appunto è un momento particolarmente rilevante non solo per la ricorrenza dei 150 anni ma anche appunto per il panorama, è un tema estremamente attuale che tocca le nostre radici ma anche l'attualità, quello dell'emigrazione. E quando abbiamo pensato di costruire questo convegno abbiamo voluto focalizzare appunto questo aspetto che è stato poco indagato dalla storiografia, soprattutto dalla storiografia in fase iniziale, cioè quello della presenza delle donne nell'emigrazione. In particolare qui focalizziamo l'ambito dell'emigrazione veneta, perché effettivamente, soprattutto, ripeto, nella prima fase l'emigrazione è stata studiata e analizzata senza alcuna prospettiva di genere. Vero è che all'inizio erano soprattutto gli uomini che emigravano, ma la presenza di donne si è via via fatta più rilevante poi nel corso degli anni. Ecco, e chi erano queste donne? Chi erano queste donne? Donne che con gran coraggio, devo dire, lasciavano la loro famiglia allargata, la loro terra, le loro relazioni per affrontare un paese del tutto sconosciuto, una situazione di cui non si sapevano appunto gli esiti. Ecco. Chi erano queste donne? Quali erano le loro aspettative? Che cosa le ha spinte a intraprendere questo viaggio? E qui vengo proprio al titolo del convegno, Donne venete di qua e di là dell'oceano. Ecco, di qua dell'oceano perché partivano da questa terra e affrontavano questo viaggio, che era un viaggio appunto, dicevo, oggi forse sicuramente non ha questa dimensione, ma facciamo anche fatica a immaginare come fosse allora questo viaggio, lo sentiremo dalle testimonianze. Ma quello che volevamo mettere a fuoco, oltre a questo momento, diciamo, iniziale della scelta di lasciare, della decisione di lasciare le loro terre, era anche quest'altro aspetto. Che cosa succedeva al di là dell'oceano? Qual è stato il loro insediamento in questa terra straniera? Come hanno costruito? Quali reti hanno costruito? Quali appunto attività hanno sviluppato in queste comunità italiane e come hanno contribuito alla costruzione di questa società multietnica? Ecco, questo il contributo è molto importante. Lo sentiremo appunto attraverso questi relatori che, devo sottolineare, sono tra i maggiori esperti del settore in Italia e quindi le relazioni sono molto importanti perché sono il frutto non di una
piccola ricerca, ma di anni e anni di studi e di approfondimenti sul tema. Ogni relazione sarà accompagnata da una lettura, quindi a relazione segue lettura che abbiamo voluto appunto affidare, è stata una scelta precisa, ai ragazzi delle scuole superiori, in questo caso dei licei Marco Polo, liceo artistico Marco Polo e Foscarini. E non è stata una scelta casuale, attenzione, perché? Perché ritengo molto importante coinvolgere i ragazzi in questa storia. Non abbiamo voluto dare a questo convegno un taglio accademico. Questa storia deve uscire dall'accademia, deve essere trasmessa soprattutto alle giovani generazioni, e non soltanto perché è una storia che ci riguarda, come veneti in particolare, riguarda le nostre radici. In ogni famiglia spesso, se andiamo a scavare, c'è una storia di qualche parente emigrato, anche nella mia, prozii, nonni, eccetera. Non solo per questo, non solo per continuare a coltivare questa memoria collettiva, a salvare questa memoria collettiva, ma per un altro motivo forse ancora più rilevante, perché credo che questa storia contribuisca a guardare anche alla realtà presente con un altro sguardo, anche all'emigrazione oggi con un altro sguardo, e quindi contribuisca a rafforzare sentimenti di solidarietà. Bene, adesso passiamo alle relazioni e passiamo al primo relatore che è qui vicino a me, che si chiama appunto Emilio Franzina. Emilio Franzina è stato, direi, forse uno dei primissimi storici che si è occupato di questo tema, è proprio un pioniere in questo genere di ricerche. È stato professore di storia contemporanea all'Università di Verona, ha fondato, uno dei fondatori del Centro Internazionale di Studi dell'America dell'Emigrazione Italiana, dirige, diciamo, l'archivio storico dell'emigrazione italiana, ma ha un lunghissimo elenco di pubblicazioni che credo sia lunghissimo anche da leggere, ma voglio ricordare la prima, perché dicevo appunto è stato un pioniere in questo genere di studi. Il suo primo libro è uscito nel 79, pensate, e si chiamava Merica Merica, emigrazione e colonizzazione, e il titolo della sua relazione infatti riprende questo libro, ma voglio dire ne ha pubblicati molti altri, e voglio sottolineare anche che lui è stato uno dei pionieri anche di quello che oggi chiamiamo public history, cioè una storia divulgativa. Lui si è anche cimentato in spettacoli, anche sulla Grande Guerra, sulla storia di Venezia, di cui peraltro ha pubblicato un grosso volume con la terza. E qui ci sono due ultime sue pubblicazioni, guardate un po', una si intitola America Sorella, punto di domanda, italiani e italodiscendenti tra USA, Brasile e altre Americhe, poi Triveneto Migrante, insomma l'elenco è molto lungo. Allora io gli do la parola raccomandando a lui come agli altri il rispetto purtroppo dei tempi. Avete visto che il convegno è veramente un convegno molto ricco, molto denso, e però richiede anche, proprio per dar spazio a tutti, un rispetto dei tempi. E quindi prego Emilio. Grazie. Comincio subito perché 20 minuti bastano appena per leggere i titoli dei paragrafi di tutta sta carta, quindi no. E per fare una precisazione, perché dà l'idea di come funzionano le cose in generale, non soltanto per la storia dell'immigrazione ma anche di altri fatti, avvenimenti, fenomeni. Il mio primo libro in realtà non è Merica Merica, che è uscito nel 79 a Milano dalla Feltrinelli, ma è un libro che è uscito nel 76, ancora prima proprio a Venezia, a Marsiglio, ed era la grande emigrazione, un libro che ha avuto più fortuna probabilmente all'estero perché è stato tradotto sia in spagnolo che in portoghese, e come ho detto en passant prima, sono stupito perché ad esempio i brasiliani mi pagano ancora i diritti d'autore, cosa che gli italiani non fanno, insomma, quindi cominciamo bene. No, ma questo non per fare autobiografia o autobiografia,
ma per dire che è una storia, quella dell'emigrazione, abbastanza lunga, che ha un periodo rilevante tra la fine dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, ha delle riprese di varia foggia e natura tra le due guerre e riprende molto consistente dopo la Seconda Guerra Mondiale, spostando nei rapporti di forza fra i paesi le mete e le destinazioni, perché effettivamente la grande emigrazione di cui mi sono occupato all'inizio quando ero giovane, io, che si dirigeva verso il Sud America, l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay, e poi anche la grande emigrazione dei meridionali che si dirige negli Stati Uniti, appartengono ad una fase, chiamiamola aurorale, iniziale, dei nuovi fenomeni migratori, perché se no, se uno guarda indietro, non è che manchino gli esempi di spostamenti di popolazione anche rilevanti. Ci sono parti dell'Italia del nord, ad esempio, pensate alla Carnia, dove i movimenti migratori affondano le loro radici nel tardo medioevo e lungo tutta l'età moderna, con tutto quello che ci va dietro, perché anche le cose che ho voluto da un certo momento in avanti approfondire io, ovvero sia il modo di vedere il fenomeno di cui erano protagonisti fatto da loro stessi, attraverso l'analisi delle loro comunicazioni epistolari, le loro lettere, dei loro ricordi, delle loro memorie, presenta delle punte particolari di interesse per i momenti che più vistosamente stupiscono la società di partenza. Cioè, quando negli anni 70-80 dell'Ottocento i contadini veneti partono dai loro paeselli, fa impressione. Già adesso uno che, sì, non è più la stessa cosa, ma uno che vada via per andare a vivere altrove colpisce. Ma pensate allora, la partenza, stavo dicendo che in dialetto veneto in massa vuol dire in troppi anche, ma di migliaia, decine di migliaia di persone che erano famiglie contadine, quindi c'erano maschi e femmine, bambini e anche anziani, talvolta andavano via anche coi nonni, colpisce chiaramente come fosse una specie di ictus la società di partenza e si consolida una pratica che da lì, dagli anni 70-80 dell'Ottocento, si prolunga nel tempo fino alle soglie dei giorni nostri, perché l'emigrazione sostanzialmente non smette mai di prodursi e riprodursi in alcune parti del paese con più forza e con distinzioni che la gente più o meno a occhio capisce. Cioè, io, per dire, America Sorella l'ho fatto come titolo col punto di domanda perché mi colpisce molto questa confusione che si fa fra le destinazioni americane. Beh, insomma, nell'America settentrionale, negli Stati Uniti, la grande prevalenza degli emigranti è meridionale, sono italiani del sud che emigrano in America del Nord, mentre invece sono italiani del nord che emigrano in America del Sud. Gli italodiscendenti degli Stati Uniti oggi sono circa 20 milioni e purtroppo spesso la loro identità è legata a immagini come quella del padrino, The Godfather, quindi un'immagine un po' anche inquietante, ma dall'altra parte, se qui ci sono 20 milioni di italodiscendenti nel paese retto ora sventuratamente da Donald Trump, ci sono gli altri paesi che vedono delle presenze diverse. In Brasile sono 32 milioni i discendenti degli italiani, in Argentina sono 36. Dopo stiamo a vedere come ricordino le loro origini, tutta la tradizione, che aprirebbe un'altra vertenza e mi porterebbe via troppo tempo, ma per dare l'idea della grandiosità del fenomeno che si riproduce anche per l'Europa, perché c'è in parallelo con l'emigrazione transoceanica un flusso continuo di emigranti, specie del nord della penisola, che si recano nel centro Europa, che si recano in Francia, che si recano in Belgio, in Germania e che prolungano questa esperienza nel tempo con tante commistioni di fenomeni, episodi che la gente fa fatica a percepire, figurarsi a ricordare. Si possono ricordare le cose che si conoscono mentre avvengono. Chi è che si ricorda degli accordi fra Hitler e Mussolini per agevolare l'immigrazione italiana in Germania alla fine degli anni 30? Nel 1937 i due paesi illiberali eccetera stendono un accordo che dura anche durante la guerra. Poi passano 10 anni dopo la fine della guerra con l'Italia e la Germania in ginocchio, ma la Germania occidentale nel 1955 riapre le porte e gli stessi più o meno che erano emigrati anche 10-15 anni prima tornano a lavorare lì. Cioè sono fenomeni di varia foggia e natura che sono diventati oggetto di rivisitazioni di
di ogni tipo. E qua devo dire una cosa che vale, forse la dico in maniera esemplificativa, che viene usata anche sui giornali, anche nelle televisioni, in maniera, come dire, molto sportiva. Non c'è consapevolezza che dietro al fenomeno è nata e sorta una ricerca scientifica di studiosi, non solo gli storici, ma i sociologi, gli antropologi, che hanno vivisezionata la questione o il fenomeno, che ne hanno dato 1000 spiegazioni e l'hanno fatto oggetto di studi, mentre invece in realtà la percezione che se ne ha è legata più che altro alle iniziative molto casarecce che ci sono in ogni parte d'Italia, in particolare poi nel Veneto o nelle Tre Venezie, più di qualunque altra parte della penisola, perché da un certo momento in avanti, direi dalla fine del secolo scorso, è cominciato un turismo della memoria che porta periodicamente al di là dell'oceano legioni di discendenti, parenti che vanno in cerca degli antenati, ma in realtà che vanno in gita, piacevole e bello, ma che c'entra relativamente con la ricerca storica. La ricerca storica è un'altra cosa e anche la sua esposizione, seppure mediata e affidata oggi a televisioni e a altri strumenti divulgativi, non corrisponde esattamente a quello che gli studiosi vengono spiegando e raccontando. Naturalmente questi racconti si potrebbero anche fare in modo, se sapete, molto corretto storiograficamente, anche con un forte impatto. Ecco, qua mi fa piacere che ci sia una folta platea, che ci siano anche degli studenti del Foscarini e va benissimo e del Marco Polo, no? Però proprio nei giorni scorsi, lo dico e ho come buon testimone uno dei relatori che è qui in prima fila, che è un brasiliano italianizzato o viceversa, Luis Benedusi. A Padova c'è stata la presentazione di un'opera di grandi proporzioni che hanno fatto nel Rio Grande do Sul ultimamente i governanti di questo stato, il più meridionale del Brasile, 2 volumi alti come un bambino di 8 anni, dove raccontano tutta la loro storia e l'hanno pubblicizzata e stanno girando a presentarla. E la delegazione era una delegazione di rilievo, apriva i lavori il rettore dell'Università di Caxias do Sul, che è la capitale dell'area della regione di colonizzazione italiana, che si chiama Gelson Reck, e che ha una qualche spiegazione, dice cosa c'entra con la storia delle donne in emigrazione. E si c'entra perché, prima mi ero dimenticato di ricordarlo, ma di questo flusso di milioni e milioni di italiani che emigrano, metà sono donne. Anche se non viene percepito esattamente, ma metà sono donne, che sono mogli, figlie, sorelle e poi protagoniste. C'è anche tutta un'emigrazione femminile che va via per conto suo, o irregimentata, ad esempio tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, moltissime ragazze che andavano a fare le filandiere in Francia o in Belgio perché venivano reclutate, convogliate verso le destinazioni magari di organismi di tipo solidaristico religioso ed erano protagoniste di un'esperienza diretta, ma poi per il resto la loro vita, qualche esempio ve lo fornirò fra poco, era legata ad una esperienza che potete immaginare, bambine e ragazze cresciute nell'ambito familiare e paesano di un Veneto come quello fra 8 e 900, molto ancora tradizionalista e insomma anche arretrato per certi versi, che si trovano sbalzate o nei punti alti dell'industrializzazione del tempo loro o in posti addirittura impervi e selvaggi come nel sud del Brasile o anche in certe parti dell'Argentina, dove devono sottostare alle regole di un'immigrazione che è fatta apposta per attirare forza lavoro in posti dove forza lavoro non ce n'è. Scusate, me soffrigo. E no, Ghiaffasso sopravvivo. E anche per cambiare i rapporti di forza. Pensate che nel Brasile di fine Ottocento buona parte dell'emigrazione italiana, che è quella prevalente dall'Europa, viene anche promossa dalle autorità brasiliane che sono in transizione fra monarchia e repubblica per sbiancare la popolazione. Hanno bisogno di immigranti dall'Europa che vadano a lavorare nei campi ma che siano bianchi. La dico così molto seccamente, ma è quello che succede. E allora questa storia della delegazione brasiliana che sta girando da qualche giorno il nord Italia per presentare il frutto di una ricerca
confluita in 2, ripeto, volumi di grandi proporzioni, dove c'è tutta la loro storia, c'è uno spazio enorme anche alle canzoni che io amo molto perché le ho usate negli spettacoli, canti, che ci sono canti popolari veneti che si trovano oramai solo in Brasile perché là li hanno conservati, grazie. No, speravo che fossero un po' il bianco oppure, beh, insomma, vabbè. E niente, è questo rettore che mi ha colpito subito perché anche se lui declina il suo cognome col CK come se fosse tedesco, Rec, ma in realtà è un Rec diverso, l'ha detto anche lui. Lui è il nipote di un personaggio classico della storia dell'immigrazione veneta nel Rio Grande do Sul, cioè la mitica Anna Rec di Pedavena, una donna che è rimasta vedova nel 1876, proprio l'anno di inizio sostanzialmente della grande emigrazione veneta in Brasile, si imbarca per l'America con 7-8 figli, era rimasta vedova con 2-3 dei quali anche con problemi gravi di salute, e si inventa una professione facendo la locandiera, per dire così, no? E alternando questo lavoro nuovo che si inventa, ad aprire un punto per rifocillare quelli che facevano un certo percorso da Caxias do Sul verso i monti e viceversa, e alternando questo al lavoro della parteira, cioè della levatrice. Questa donna, nata nel 1828, Anna Rec, diventa famosa per questa faccenda. Morirà nel 16, carica d'anni. Il suo nome si lega al posto dove aveva aperta la venda, cioè il locale dove rifocillava i viandanti, e diventa una piccola località che poi diventa sobborgo di Caxias e adesso deve essere inglobata nella città di Caxias do Sul. Ora, che il nipote di questa qua, non ho fatto i conti perché lo vedevo, sto signore, secondo me è un uomo che avrà sui 50 anni, quindi spero che sia nipote, se no è pronipote perché l'ha dichiarato anche lui pubblicamente di essere discendente comunque, ma nipote ha detto, di Anna Rec. Per me i conti non tornano perché la nonna è morta nel 16, mi pare un po' eccessivo, ma non si sa mai, qualcuno dei figli può essere stato attivo poi fino ad età avanzata. Però mi ha molto colpito questo fatto che a portare in giro, pubblicizzando un'iniziativa culturale di un certo rilievo, sia come fisicamente discendente di una donna fuori del normale, perché sta qua era riuscita a creare una realtà che la apparenta a un'infinità di altre donne, ad esempio imprenditrici, che sono state anche trascurate dalla storiografia, ma che ci sono, magari in collaborazione col marito, col compagno o con la famiglia, ma sempre nel Rio Grande do Sul, a Caxias do Sul, ci sono fabbriche della metallurgica Eberle di Schio, dove c'è la vera imprenditrice era la Gigia Bandeira, la moglie del fondatore della ditta, che la dirige fino a che non muore. E così tante altre storie, e poi vengono fuori anche, se permettete, qua siccome io ancora, se va bene, 3-4 minuti, vengono fuori anche delle forme di coinvolgimento, nella fattispecie mia da studioso nella vita normale, perché io quando andavo in Brasile fino a qualche anno fa, andavo sempre ospite a trovare mia cugina, che è l'ultima dei miei parenti che è rimasta, che è nata in Italia come me intorno alla fine degli anni 40 e che nel 50 è andata con mio zio, suo padre e sua madre in Brasile. Però non è l'unica donna della mia famiglia, lato paterno, che è finita in Brasile. Io vado in Brasile perché lei vive a Petrópolis e ci vado volentieri perché ho sempre sfruttato l'ospitalità per andare negli archivi di Rio de Janeiro e di Petrópolis stessa. Però facendo semplicemente ricorso a memorie di famiglia personali, non li ho mai fatti oggetto di studio. Però il caso di una sorella di mia nonna, una mia prozia sostanzialmente, che nel 26 prende su e va via da sola baruffando con il resto della famiglia, impianta una ditta tessile e quando muore nel 50 succedono casini infiniti perché aveva rotto i rapporti con tutti, non aveva tanto piacere, ma c'era da risolvere l'eredità, era diventata ricca e quindi tutti i parenti, compreso mio padre, che litigano per l'eredità brasiliana. Caspita, se dentro a una stessa famiglia, poi addirittura un'altra sorella di mio padre che era stata suora dopo la guerra, poi
problemi di revisione. Non so come si dice, uno è prete si spreta, una suora non si capisce come si fa, e cambia, si era suora Esmeralda e va a vivere a San Paolo e diventa la governante di casa Matarazzo, del conte Matarazzo, e tira sui figli di Matarazzo. Cioè uno si domanda allora, ecco qua concludo in realtà, questo fenomeno che coinvolge milioni di persone, uomini, donne, e che dà luogo anche, come ho cercato di far capire fin da tanti anni fa, perché le prime volte che io ho sollecitato presso i miei colleghi storici un po' di attenzione sull'emigrazione femminile, l'ho fatto su temi che mi stavano molto a cuore, perché sia America, la raccolta degli emigranti contadini, sia altri lavori che ho fatto riguardavano le scritture, le memorie e le scritture che ci sono, e leggere quello che scrivono. E con queste cose qua chiudo, perché sennò Nadia Filippini dopo mi dice su, queste cose che si trovano negli archivi, le loro testimonianze di queste donne che emigrano e che fanno, cioè, o emigrano da sole, ce ne sono molte come quelle che ho citato di famiglia mia, che vanno via e che da sole si costruiscono un futuro, altre che vanno al seguito del marito e della famiglia e che però fanno parte di quell'emigrazione, perché molto spesso, ne vedrete qualche esempio, diventano un perno per l'immigrazione. Cioè una che arriva, poniamo, a San Paolo e non trova da lavorare, oppure negli Stati Uniti è ancora più frequente il fenomeno, è la moglie dell'emigrante, ma apre in casa una piccola azienda per ospitare emigranti paesani, che accudisce perché gli fa da mangiare, gli lava gli abiti, cioè è tutto quanto un mondo che ruota attorno. E questo mondo di donne che emigrano, sentirselo raccontare da loro, e qua faccio qualche esempio, fa un po' impressione. Questa è una contadina di Mason, classe 1908, quindi partita dal Bassanese, dalla zona di Bassano per Chicago, e non quindi in Brasile, proprio negli Stati Uniti, nel 1931, quindi quando già era finita la grande migrazione. Siamo nella fase in cui gli Stati Uniti avevano anche chiuso le porte, ma lei va e se sta, è ora che cominciare. Capite il dialetto veneto, vero, nei licei? Sì, no, perché non si sa mai, se volete ve lo faccio in greco. E siamo andati in volta in cerca di lavoro, e sono andato anche qua, ma nessuno voleva darmi il lavoro, perché c'era qualche giovane, ma così ho cercato lavoro su una fattoria qua a Tacà, ai 95, e ho detto a Matteo, mio marito, che non lo voleva, ma lascia stare. È un sacrificio, perché avevamo 3 tusetti che andavano a scuola, e andavano in kindergarten, in prima classe. I tusetti c'era a scuola, e dopo abbiamo fatto sacrifici, mi ho lavorato, abbiamo finito di pagare la casa, e si scommessa uscita, e a casa sì. Quando che ho scommessa e finito a pagare la casa, sento quanti sacrifici a tagliare il ferro, ok, e ora intanto i tusetti si venesti grandi, e abbiamo finito di pagarla a casa, e ora ho detto mio marito, e adesso basta, adesso ho detto, adesso i grandetti, e i viene a casa da soli, in età e tole, i porta fuori il cabbage or something, E ora ho detto, bene, se è così, il lavoro finché te si qua, guarda, fermo su 1000 scudi, dopo te li metti da parte. Cioè, tutta una storia di famiglia che racconta come una arriva, non trova lavoro, oppure il marito che non vuole che vada a lavorare nella fattoria, la factory, nella fabbrica, e che si inventa un lavoro per aiutare. E c'ha i figli che crescono, e i figli crescono americani, fra l'altro, perché anche questo c'è da dire, che l'emigrazione produce contaminazioni culturali e linguistiche impressionanti. Nel giro di 2 generazioni, sì, sono italiani di origine o veneti di origine, ma non sono più quello che erano in partenza. Altri esempi, rapidissimi, io capiamo che 5 minuti? No, 2. Vabbè. Potete capire che con questo sistema non si imparerà mai niente. Mi racconta Elisa Pizzato, classe 1905, emigrata da Louisiana sull'altopiano ai 7 comuni a Chicago nel 1927, a facevo e a Sarta. A sognesta qua in America a far la signora. Non ho mai lavorato tanto in vita mia. A sognesta qua. E mio marito mi ha preparato una casa con 8 stanze, con 8 pensionanti, che non gli era neanche buono di fare il caffè. E a parona di casa che ieri ero in affitto, e mi ha detto, pazienza Lisa, bisogna che apporta pazienza, che la impara,
perché mica avevo pensiero, che avevo tutti sti uomini da farghe da mangiare, e dopo la mattina mi toccava alzarmi presto, farghe il lancio, no? Come che se che dice, se il lancio. E dopo anche il mangiare per la giornata, no? E a notte non c'era mai buono di dormire, e la mattina mi svegliava 3-4 volte, e ho sempre paura che a sveglia la mi ciappasse giù, perché loro, i baucotti, io rideva e diceva, la sposetta se la ciappa in letto, se. E mio marito diceva, oh, ciò che insegno, mica insegno. E come alzavo la mattina aspettava il caffè in letto, questo è il marito. Però ci sono tanti altri casi di emigrazioni di donne, ripeto, le tipologie sono le più diverse, che danno l'idea di una varietà di situazioni e di un apporto fornito dalle donne allo sviluppo, alle trasformazioni delle società di arrivo e anche di quelli di partenza, perché non tutte rimangono in America e non tutte sono contadine come dire, con scarsi livelli di istruzione. Per chiudere con un ricordo brasiliano che non riguarda le contadine venete, ma la moglie di Jorge Amado, che era Zelia Gattai. Il papà, Seu Ernesto, era toscano e anarchico, era andato anche nella colonia Cecilia, ma i Dacol, i genitori di lei, erano bellunesi Dacol, ed erano cattolici, cioè da una parte l'anarchico e dall'altra la cattolica, e la Zelia Gattai, che io ho avuto la fortuna anche di conoscere personalmente, sia lei che suo marito, e a un certo momento è diventata una grande scrittrice per raccontare come una storia di donne, a parte Anarchistas Gracias a Deus, tutta la storia della sua vita, della sua famiglia, ed è con questo tipo di letture che forse si potrebbero avvicinare anche i giovani, compresi gli studenti liceali, a un fenomeno di proporzioni epocali gigantesche che ha trasformato e tuttora incide moltissimo nelle società in cui noi viviamo. Grazie. A proposito di giovani, va ricordato peraltro che noi stiamo parlando dell'emigrazione italiana, diciamo nell'Ottocento, primo Novecento, eccetera, ma l'emigrazione è cambiata di faccia, ma esiste ancora. Oggi ancora molti giovani soprattutto emigrano all'estero per cercare un lavoro migliore, soprattutto giovani laureati, soprattutto appunto di un certo curriculum e che in Italia non trovano l'occupazione adeguata. Paolo Balboni mi manda una nota che ringrazio, sottolineando questo fatto, il fatto che appunto ogni ora 11 ragazzi italiani emigrano all'estero. Quando questo convegno sarà finito, saranno 44 giovani che hanno lasciato l'Italia. È un dato impressionante, Quindi non stiamo parlando solo del passato, è cambiato qualcosa nel senso della tipologia di chi emigra, ma oggi abbiamo un'emigrazione giovanile, colta e molto professionalizzata che in Italia non trova lavoro ed è costretta ad andare all'estero. Ecco, ricordiamolo, questo che è importante. Ora chiamo all'Egio la prima lettura, che ovviamente non può essere che una lettura tratta dal libro di Emilio Franzina, America, quello che citavo prima, appunto del 79, ed è la lettura di una signor Paparotto, Sante Paparotto, che una lettera che scrive alla moglie il 6 gennaio dell'89. Ecco, è una lettera ovviamente in... Sì, certo, 89, e è una lettera in dialetto, ma com'è evidente anche un po' sgrammaticata, come poteva scrivere ovviamente un contadino del tempo. Sentiamola. Guabiroba, il 6 gennaio 1889. Cara moglie, qua presente vengo a darti notizia dell'ottimo stato di mia salute, in compagnia della nostra figlia e della famiglia Trucchette Casarin, coi quali sono in compagnia. Dopo il lungo e burrascoso mare trascorso,
Arrivammo all'America dove si credeva trovare le delizie da terra, cioè lavorare poco e guadagnare molto. Ma invece non è così. Al contrario, si lavora molto e si guadagna poco, e si mangia anche mal perché i cibi non hanno sostanza come quelli dell'Italia. Qui ove ora io mi ritrovo, il raccolto più superfluo è il caffè, che bisogna alzarsi a prima che spunta il giorno per recarsi al travaglio e si raccoglie a sera e notte avanzata. Così è di metodo brasileiro. Poi al lavoro che siamo, veniamo tormentati da molti insetti provenienti dai boschi vicini e alla sera, quando raccogliamo, alla notte, invece di riposare, dobbiamo cavare certi bissi che si internano nei piedi, che se non si levano subito, gonfiano le gambe e se non si governano possono procurare la morte. Infine, prima l'America, poi l'Italia, si dice di essere ricca di bestie e di fortuna. Invece è ricca di vermi e di travaglio. L'America al tempo d'oggi non è più America. Qui la fortuna ormai è smarrita. Noi ci ritroviamo alquanto bene per la posizione, perché vi è l'aria sana, l'acqua buona, ma il caldo incessante che ora si sente, perché siamo in estate ed insetti che ci tormentano, non si può vivere tranquilli. Ti faccio sapere che col giorno di San Stefano abbiamo finito di sappare la polenta. Nulla altro che dirti, ti saluto cara moglie in compagnia dei nostri figli, della tua famiglia e parenti tuoi, così la mia famiglia e tutti amici e parenti che dimanda di me. Nuovamente credimi, aspetto la pronta risposta, tuo Mario. Dovete sapere, questa è una nota personale, che io e Emilio ci conosciamo esattamente dal 1979. No, tanto ci vedono in faccia. E intanto siamo, come dire, io ero allora a Verona e lui insegnava a Verona e ci conosciamo perché io ho preso l'iniziativa, dopo aver letto il suo libro, mi ero così innamorata di questa pubblicazione che io ho detto no, ma io questo storico lo voglio proprio conoscere. È andata così. Ecco. E ora passo a presentare Giorgia Miazzo, che è la seconda relazione. Giorgia Miazzo si è laureata proprio in interpretariato e traduzione nelle lingue inglese e spagnolo, diciamo, e poi ha ottenuto una laurea magistrale tecnico-scientifica in inglese e spagnolo e poi altri diciamo, percorsi di studio. È vissuto molto anche all'estero e lavora come docente, interprete, traductrice, giurata, giornalista, scrittrice, insomma ha una personalità e un curriculum multiplo e soprattutto, e qui penso anche in qualità di presidente del Centro Studi Grandi Emigrazioni, che lei stessa ha fondato, ed è membro della consulta della Regione Veneto per l'assessorato ai flussi migratori. Collabora peraltro con Rai 3 al programma Geo ed è ideatrice di molti progetti, quali per esempio Cantando in Italiano, Veneto Brasilian, Viaggio di sola per l'America, eccetera. E molte anche nel suo caso le pubblicazioni che non abbiamo il tempo di elencare tutte, ma tra queste voglio ricordare Cantando in Italiano, perché così si chiamava appunto quella lingua che si è consolidata in Brasile, e poi Le grandi migrazioni dal nord Italia al Brasile in italiano e anche in portoghese, e Veneti al di là del mar. Ha ricevuto molti premi, tra cui il Premio Internazionale Globo Tricolore della Presidenza della Repubblica Italiana e della RAI. La sua relazione, eccola qua, diciamo, titola La figura femminile nella storia dell'emigrazione italo-veneta. Prego. Sì, buongiorno a tutti, io mi presento come linguista che ha vissuto parecchi anni nelle Americhe, in particolare in Brasile, dove ho appunto fatto docenza di lingua italiana, soprattutto nelle comunità italo-veneto-brasiliane. Mi sono trovata a contatto proprio con questa lingua originaria veneta, con influssi anche del nord Italia, e che mi hanno portato anche a lavorare con quel progetto Sì Cantando in Italiano, dove ho recuperato più di 400 musiche, pensate, dei nostri migranti, altre riarrangiate, riscritte dai discendenti, per così tutelare questo patrimonio immateriale legato poi anche a un concetto di didattica. Quindi da quelle musiche abbiamo fatto questa progettualità didattica per affiancare anche questi progetti di italiano per
così discendenti, affinché non perdessero anche questo amore e capissero anche poi questa differenza linguistica tra l'italiano e queste lingue regionali che sono arrivate in maniera orale nelle Americhe. E quindi quello che vi racconto io è un po' anche il rapporto che ho avuto con queste comunità di discendenti e alcuni archivi che poi mi hanno fatto avvicinare anche alla storia delle migrazioni italiane anche femminili, dove ho visto che tante volte, ecco, questa donna è sempre stata molto importante e si è trasformata da bellezza, dolcezza e quello che sono anche le caratteristiche femminili tante volte in grande fatica che è stata raccontata non solo attraverso le grandi migrazioni oceaniche, però anche, se pensiamo, voglio così fare una carrellata anche fotografica, ricordando tutto il lavoro anche delle micromobilità legate alle migrazioni a livello provinciale, regionale, come le mondine che si spostavano per quei famosi 40 giorni per lavorare sotto sole cocente a contatto con anche questi insetti pericolosi, con la malaria e quant'altro, per così impiantare appunto le piantine di riso e difenderle dall'erba nociva. E quindi un lavoro interessante di queste mondine che poi si sono sempre così anche allargate dal punto di vista del supporto sociale, con asili e quant'altro, proprio per potersi gestire questa vita da donne con anche madri e quant'altro. E sono state poi anche le promotrici di un importantissimo canto polifonico, così se vogliamo dire, che ha portato poi anche a tanti scioperi, anche a tante conquiste di queste mondine, che hanno ottenuto tra le varie cose proprio le prime famose 8 ore lavorative al giorno. Un anno poi questo che celebra anche gli 80 anni poi della giornata internazionale della donna, alla quale hanno contribuito proprio queste categorie professionali, sempre anche attraverso l'arte e non solo. Figure come questo capolavoro appunto di Morbelli, che racconta queste immagini di queste storie femminili che sono protagoniste, ecco, della storia dell'epoca, insieme anche a importante cinematografia come Riso Amaro, che poi era stato tradotto in varie lingue. E legato a questo, ricordando anche una figura veneta, per esempio quella di Ottavia Fontana, che è stata di veronese, che è stata la prima donna veneta e una tra le prime italiane a diventare poi sindaca, da quando appunto c'è stato il voto e la possibilità di essere eletti anche per le donne, che è stata anche lei così legata al percorso delle mondine, perché lei muore molto giovane, qualche anno più di me, dove un po' più di 50 anni, dove va proprio nella zona di Vercelli a cercare lavoro come mondine per le sue concittadine, contrae un virus e così la sua storia di sindaca, così anche con questo ruolo storico, finisce però con questo simbolo molto, molto importante, che vuole ricordare anche un ruolo di amministrativo, insomma, di un certo rilievo, gli anni in cui ancora era qualcosa di inaudito e comunque di preistorico, anche se così possiamo dire. Donne che lavorano anche come coltivatrici, allevatrici del bacco da seta, le lavandaie, le tabaccaie, che poi si trasferiscono spesso anche, pensando anche all'emigrazione del sud Italia, nei paesi limitrofi o nelle regioni limitrofe, a lavorare anche come raccoglitrici di uva, di olive, di agrumi, diciamo appunto di tabacco, di scartatrici. E poi un lavoro interessante che è quello delle bigolanti, proprio su Venezia, da Bigolo, questo questo arco che accompagna queste due, ecco così, piccole vasche di acqua, e queste donne si spostavano anche dai paesi limitrofi per andare a vendere poi l'acqua nelle case dove sarebbe in epoca di siccità era difficile incontrare. Avevano questo nome, questo modo di richiamare proprio la loro così propaganda, che era Acqua Mo, proprio per dire siamo arrivate con l'acqua. Quindi un lavoro anche difficile e sicuramente poco oneroso, che ha raccontato una storia anche di venete nella nostra regione. E poi se andiamo anche per esempio nel Bellunese, ricordiamo le careghette piuttosto che le ciodette, che partivano e andavano a lavorare nel Trentino con dei certificati di buona condotta, magari firmati dal sindaco o dal prete del paese, proprio per andare a fare dei lavori anche difficili. Partivano già a 14 anni le più piccole, anche più giovani, e poi le giovani. Questo nome si dice derivi da quelle scarpe chiodate che utilizzavano per proprio anche camminare in alcuni percorsi impervi, e si ricorda
Piazza Duomo di Trento, proprio dove queste donne venivano selezionate, scelte anche per la loro forza fisica, per la loro capacità di affrontare dei lavori appunto più difficili. E ancora le cromere che accompagnavano attraverso il lavoro che preparavano insieme al marito d'inverno d'estate a vendere questa biancheria di vario tipo di casa intima con questi grandi spallacci che accompagnavano dei pesi molto importanti e giravano così anche nella pianura padana eccetera a far fortuna anche di 2 o 3 settimane, spesso si accomodavano nei fienili di qualche casa generosa e così accettavano magari anche una cena di una famiglia che avrebbe comprato da loro qualche prodotto. E questo lavoro è un'attività che poi continua anche fino agli anni 70, accompagnato anche per esempio all'attività delle nerte che addirittura loro vendono degli utensili di legno e che sono sempre preparati dal marito durante il periodo invernale. Poi una delle immagini molto importanti, veniva accennato prima dal professor Franzina, anche le portatrici carniche, no, dalla Carnia, che addirittura aiutavano anche a traslocare proprio con le dotti familiari da un paese all'altro con questi grandi pesi. Migranti che appunto si raccontano delle micromobilità appunto italiana, ma anche qui abbiamo anche delle grandi esperte, raccontano anche le micromobilità appunto e poi in realtà europea, dove c'è tutta una storia interessantissima sulle baie secche, le baie da latte, che hanno sicuramente situazioni più felici in quanto sono all'interno di case, sono più seguite, più coccolate, così si vuol dire, però insomma abbandonano, così si vuol dire, la propria famiglia per seguire quella di altri, quindi anche c'è tutto un lavoro difficilissimo dal punto di vista anche umano, intimo, che queste donne devono affrontare. Altre figure interessanti sono quelle delle coltivatrici venete, che per esempio vanno a finire in Germania, piuttosto che le gelatiere, no? Una professione importantissima che poi in Germania diventa anche uno dei simboli, se vogliamo così, dell'italianità anche ai giorni nostri, insieme a tutto quello che è legato anche al mondo della ristorazione, ristoranti, bar e quant'altro, al mondo tessile, non solo per quanto riguarda l'Europa, ma se pensiamo anche agli Stati Uniti per esempio, i più grandi contributi nel settore tessile appunto femminile sono quelle proprio anche delle donne, che le vediamo anche lavorare a cottimo con la famiglia dei bambini attorno, con queste mani fine che erano in grado con queste piccole dita di aiutare a produrre molto più, e insieme anche per esempio ad arrotondare quello che era lo stipendio del marito e di questo lavoro tessile con il boarding, quindi con un subaffitto di una stanza magari proprio per così dare una mano dal punto di vista economico. Poi la coltivazione delle barbabite da zucchero per esempio in Francia, le carbonaie sempre in Francia, e ricordiamo però che oltre al lavoro le donne fanno qualcosa di interessantissimo, che è quello di accompagnare anche tutto quello che è l'apparato sociale con questa capacità anche, se vogliamo così, comunicativa, e quindi con anche la costruzione delle società di mutuo soccorso, con gli incontri per esempio, se pensiamo anche al Brasile, dei filò, dei vari, insomma, quelle che sono anche le associazioni, con tutto quello che è stata anche così, se vogliamo, la morbidezza anche che hanno avuto le donne nell'accompagnare gli uomini a creare appunto, dicevo, questo apparato sociale. Sicuramente il caso delle Americhe è interessante proprio perché quando le donne iniziano a partire in maniera anche così definitiva, quindi erano viaggi di sola andata, e lo vediamo spesso anche dagli archivi dove ci sono degli obiettivi molto importanti anche da parte dei governi che accolgono le migrazioni europee, quello di crescere, no, incessantemente, di portare elementi europei, e dove gli immigranti, in questo caso del nord Europa, devono prosperare materialmente nella nuova patria. Quindi la donna diventa il pilastro, è lei che diventa una fabbrica umana, se così vogliamo dire, quella che produce figli e che accompagna poi questo progetto migratorio, questo progetto anche di colonizzazione, e senza le donne questo non sarebbe mai stato possibile. Terre che vengono consegnate in maniera provvisoria e poi soggette appunto alla consegna dopo il pagamento, che qui vedete scritto, no, con le modalità, quanti anni, gli interessi, i prezzi eccetera eccetera, inserite spesso, qua parliamo di Brasile, qua siamo nello stato per esempio di Santa Catarina, in
realtà difficilissime dentro queste foreste, questo matto brasiliano, questa giungla che sicuramente fa sì che le donne devono diventare fortissime, devono essere tenaci, dimostrare forza, devono conquistare proprio anche questo territorio assieme all'uomo. Qui vengono spesso segnalate, vedete, non più come persone ma come anime, in questo caso perché erano cattolici, con dei tizzoni accesi in queste terre proprio per accogliere queste prime grandi fasi migratorie. Storie anche che finiscono in maniera molto veloce, qui siamo con una donna, per esempio, questa Nardi Catarina, per portare un esempio di uno dei cimiteri forse più antichi che abbiamo, che ancora hanno la possibilità di leggere appunto queste lapidi, che sono scritte in mezzo italiano, mezzo veneto sgangherato, dove la donna in questione, per esempio, conclude il suo sogno americano a cavallo proprio tra il secolo 800 e 900, a 33 anni, quindi molto giovane, e dove è scritto appunto Lassio, marito e figli condolienti. In questo caso la storia di queste famiglie continua senza il pilastro femminile, e sono storie insomma difficili che vengono anche raccontate, se la storiografia è molto scarsa in questo senso sotto alcuni aspetti, da delle opere d'arte meravigliose, tra cui quelle dei macchiaioli, che raccontano le nostre migrazioni attraverso capolavori come questo di Angiolo Tommasi, che si trova purtroppo negli archivi della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Sarebbe interessante che questo quadro di dimensioni immense fosse raccontato non solo all'Italia ma anche a tutti i turisti che arrivano a conoscere anche l'Italia e anche questa parte della storia italiana. E qui siamo al porto di Livorno, dove la donna viene raccontata come protagonista in questo porto, dove la donna è rappresentata come anziana che sgrana un rosario, incerta del futuro che per lei si avvicina, un futuro molto incerto. Abbiamo una bambina con il fazzoletto rosso che non ignara della situazione, della condizione in cui si trova, delle donne giovani, delle mamme, una lattante, però secondo il protagonista, l'artista, la protagonista è quella ragazza con il fazzoletto giallo che si trova, che è l'unica poi che ha questo colore diverso al rosso delle altre donne, che si trova in prima fila e che guarda il futuro in maniera molto incerta. E come si diceva prima, sicuramente è un quadro che è ancora attualmente molto vivo, che racconta di questi giovani che ripartono in maniera molto importante, in condizioni sicuramente più felici, ma sempre con la difficoltà di lasciare quello che si è costruito fino al giorno insomma della partenza. Ma abbiamo tante altre realtà anche artistiche come Ghidoni, che con questa bellissima fusione in bronzo ci racconta i migranti, una donna che accoglie la figlia molto stanca da un viaggio verso gli Stati Uniti. E così anche la fotografia. Questa è una foto secondo me tra le più belle che abbiamo poi del nostro racconto del sud del Brasile relativamente alle famiglie che arrivano, una foto che quest'anno compie 100 anni proprio, e che racconta ancora in maniera molto bella, non solo dal punto di vista della qualità ma anche proprio di espressività, questo concetto di famiglia, no? La famiglia che assolutamente è attorno a nulla, anzi qui sicuramente stanno mostrando il loro unico bel vestito, una strada e una terra spianata, magari con tanta fatica dopo anni di lavoro, le loro case più belle, e con tanto orgoglio fieri di mostrare che c'è un impianto, c'è una ricostruzione, una riproduzione di un'Italia, di un Veneto con gli stessi valori e con la stessa fatica di quelle che magari sono state fatte dai propri genitori nella terra di origine. E qui vedete un matrimonio, quindi non c'è niente, di nuovo ripresentiamo un concetto di anche non antropizzazione, quindi all'interno di terre molto così isolate, però la famiglia, la società e sicuramente la comunità diventa importantissima proprio per la sopravvivenza. Donne che poi crescono, anche aiutano nel lavoro, come la vinicoltura piuttosto che l'allevamento, la costruzione anche della società legata anche alla religione. Poi vedremo ci sono anche casi di eccellenza religiose, che donne che dedicano tutta la propria vita ad altre donne o piuttosto a dei malati, per esempio.
che, dicevo, però perdono spesso i loro connotati femminili, la loro dolcezza, la loro vita, no? Ecco, femminile, proprio perché spesso la vita dall'altra parte dell'oceano si presenta difficile, dura e sicuramente non grata. E qui vediamo per esempio la rappresentazione di una donna che ha un volto molto provato, e una fotografia che è stata ritrovata in un archivio nel Paraná, nel paese di Colombo, vicino a Curitiba, di questa famiglia vicentina che racconta poi di questo pilastro femminile che accompagna una realtà familiare appunto molto, molto difficile. E così anche se pensiamo a tutta la storia e ai viaggi per quanto riguarda gli Stati Uniti, dicevamo prima, no? Quindi abbiamo un Sud Italia che parte in maniera molto importante, e le donne spesso poi arrivano per ricongiungimento familiare, per matrimoni per procura, fino anche a tutto quello che è una richiesta anche di donne single, come vedete da questo manifesto, in Australia per esempio fino agli anni 60 del secolo scorso. Quindi c'è sempre questo bisogno, no, di andare a colonizzare, a riprodurre questa società attraverso appunto il concetto di famiglia. Le fabbriche, vi dicevo prima, che poi spesso negli Stati Uniti sono gestite proprio da donne anche italiane, e il lavoro, come vi dicevo, anche all'interno delle famiglie, con queste belle immagini dove mettono anche i figli maschi a lavoro per quanto riguarda il ricamo e quant'altro. E ricordando, come diceva il professor Franzina, quindi non mi ripeto, casi di eccellenza brasiliani, sicuramente abbiamo la storia di Ana Rech, che è veramente meravigliosa, e stanno inaugurando proprio in questi giorni a Caxias do Sul una realtà che si chiama Villatronic, dove viene ripercorso e viene ricostruito, riprodotto tutta la vita delle grandi eccellenze, se vogliamo così, che hanno fatto, ecco, grande questo inizio di Brasile italo-veneto di emigrazione, e tra cui appunto c'è tutta la storia anche di Ana Rech, come quella di Gigi Bandera, che sicuramente viene ricordata come un'altra pioniera delle grandi migrazioni, attraverso anche un premio, il premio Gigi Bandera, diceva prima, no? Questa lattoneria che lei apre da donna appunto in Brasile, in questo sud, accompagnata poi dal figlio. E lei è una donna tuttofare che si occupa non solo della contabilità, ma anche per esempio di forgiare i metalli e quant'altro, e oggigiorno è un'azienda molto grande che si chiama, una multinazionale che si chiama appunto Eberle Spa, che inizia proprio con la sua storia, con premi legati alla metallurgica e siderurgica come eccellenze, tanto dalla parte di Vicenza, insomma della provincia di Vicenza, con la Camera di Commercio, e del Brasile. È un lavoro che abbiamo anche portato proprio al femminile, al Museo May di Genova, cercando di scegliere 10 casi di eccellenza di italiane del nord Italia, proprio per non dimenticare questa storia. All'interno ci sono appunto anche la storia di Gigi Bandera e di Ana Rech, e ricordando anche, così dicevo prima, anche quello che sono alcuni casi di eccellenza femminili per quanto riguarda le religioni, non possiamo dimenticare Madre Paolina, una figura che è stata poi anche santificata, e una bambina che parte da Vigolo Vattaro in provincia di Trento e va a finire con la famiglia e con la comunità nella Nova Trento brasiliana, nello stato di Santa Catarina, e lei dedica tutta la sua vita ai malati terminali, agli orfani, fa un lavoro molto molto importante, che poi la farà diventare anche madre superiore, lavorerà a San Paolo, e abbiamo un santuario proprio di Madre Paolina Nova Trento che ospita più di 1 milione di visitatori all'anno, quindi con una certa importanza. E poi non si può dimenticare anche la figura di Francesca Saverio Cabrini, la donna delle traversate Italia-Stati Uniti. Lei è una persona di origine lombarda che ha un sogno di andare a lavorare come missionaria in Cina, tanto che il suo nome Saverio Cabrini è proprio legato anche al missionario appunto che è il gesuita d'Oriente. Poi in realtà avrà un incontro con Scalabrini, che è uno dei grandi fondatori poi anche di queste realtà religiose che accompagnano, aiutano e salvano spesso i nostri migranti che partono allo sbaraglio, e la manda proprio negli Stati Uniti. A New York lavorerà anche a Five Points, che è uno dei quartieri più degradati dove arrivano gli italiani, e pensate, fa più di 20 traversate Italia-Stati Uniti, e lavora con più di 60 strutture, tutte dedicate alle donne, dagli orfanotrofi a quello che sono tutto quello che è la struttura insomma scolastica, l'accoglienza, e anche lei
lei è stata poi santificata, quindi non possiamo dimenticare anche questa immagine che è molto importante di questa appunto figura, una grande imprenditrice in realtà anche lei, perché riesce a ottenere molti benefattori anche attraverso proprio il suo carisma, la sua capacità così imprenditoriale di costruire per le italiane e non solo negli Stati Uniti. E poi chiudo con l'ultimo caso di eccellenza interessante, che è quello di Maria della Costa, pensando anche all'arte, è una persona di origine bellunese con un'infanzia molto difficile. L'anno prossimo si celebrano i 100 anni dalla nascita, io ho avuto anche la fortuna di conoscerla, considerata una delle più grandi attrici teatrali del Brasile, e lei ricorda insomma le sue origini e ha avuto riconoscimenti da tutto il mondo, dalla Russia, dal Giappone, abbiamo anche un'Italia, vedete, che la accoglie in maniera molto importante, e spesso noi non conosciamo queste immagini interessanti di figure che hanno fatto tanto. Noi abbiamo lavorato l'anno scorso portandola anche al Festival del Cinema di Venezia come immagine di eccellenza italiana, italo-veneta nel mondo. E così, per chiudere, voglio solo ricordare che nonostante le difficoltà anche legate all'italofobia, quindi anche molte difficoltà non solo di essere accettati come italiani, come stranieri, ma anche proprio come donne dall'altra parte del mondo, dobbiamo ricordare che le donne, come dicevo prima, riescono a creare questo collante interessantissimo, non solo dal punto di vista sociale. Vediamo le figure legate per esempio, dicevo, alle feste, alle musiche, al canto, alla cucitura dei vestiti, alle feste delle principesse, delle regine, che a noi magari fanno sorridere, ma sappiamo che ricorda e riporta un po' quello che è la tradizione italiana. Donne che fanno anche questi viaggi in nave da giovani, questa signora aveva 106 anni nel momento in cui l'abbiamo incontrata, e persone che per esempio dopo queste feste, lo dico un po' in maniera anche così simpatica, ci regalano i loro vestiti, le loro fatture più tradizionali, convinti che magari spesso noi possiamo utilizzarne in un'Italia che ha completamente perso ormai questi valori e queste tradizioni che dobbiamo andare a recuperare facendo questi viaggi dall'altra parte del mondo. Sono spesso anche oggigiorno imprenditrici che gestiscono ristoranti, negozi, e hanno anche creato degli indotti di economia locale, non solo turistica, proprio per rivalorizzare la storia delle migrazioni, ma anche la storia proprio legata all'italianità in Brasile e quant'altro. Mi fermo. Grazie. Grazie Giorgia, anche devo dire per il perfetto rispetto dei tempi che ci consente così anche di ascoltare queste letture che fanno i ragazzi. Credo che il professor Franzina ci debba in questo momento lasciare. Lo ringrazio ancora per la sua presenza. E chiamo adesso per la seconda lettura, vediamo se appunto la seconda lettura, che è una lettera di Maria Favretti. Maria Favretti, di cui ci parlerà a seguire appunto Daniela Perco. È una lettera del 1892, pensate, e in questa lettera Maria Favretti racconta il suo viaggio di andata, appunto, che è un viaggio particolare, e racconta alla madre questo viaggio. Ecco, grazie della lettura, e raccomando di leggere lentamente, anche perché altrimenti la registrazione non viene bene. Grazie. Lettera di Maria Favretti alla madre Apollonia Cercenà, Caxias, 16 ottobre 1892. Da Porto Alegre ora vi farò noto il rimanente del mio pessimo viaggio. Partii, come vi dissi, il giorno 28 da Porto Alegre, su di un bastimento, e la sera del 2 arrivai a San Sebastiano nella casa di emigrazione. Colà si viveva meno male. Caffè la mattina, minestra, carne, pane a mezzogiorno, la sera caffè, ben inteso con del pane nella misura di 200 grammi per razione. Per questo si viveva bene. Per dormire però mi toccava sdraiarmi per terra senza niente sotto. Colà ci siamo fermati 5 giorni. Poi, per mezzo di carri, abbiamo preso la via aspra e sassosa per Caxias. Immaginatevi un nuovo Golgota.
In alcuni luoghi della via si trovavano massi enormi da passare, in altri profondità e pantani dove i muli andavano fino alla schiena. Insomma, gli sconquassi e i patimenti che ho sofferto in 2 giorni e mezzo che io stetti per viaggio non li auguro a nessuno. Soffersi più di tutti gli altri emigranti perché non potevo camminare, avendo una febbre da non poter rimanere in piedi. Dovetti stare sul carro. Pensate che si fece la salita di un monte che richiese 14 ore. Fu colà che io invocai più di una volta il Signore e i santi di concedermi almeno il tempo d'arrivare a un'abitazione prima di levarmi la vita tra gli spasimi e le sofferenze fisiche prodotte dallo sconquasso del carro. Finalmente, quando al buon Dio piacque, arrivai a destinazione. C'è una famiglia che non mi resta altro per ringraziare Dio per averla posta sulla mia strada. Colà trovai gente cristiana di ottimo cuore e pronte, sebbene a loro foresta, ad assistermi in tutto ciò che mi abbisognava. Mi trovarono perfino il lavoro. Qui non esistono per le colonie né maestri né maestre, e quindi fu proposto ai capi di queste famiglie coloniche di provvedersi una maestra, esortati a fare ciò anche dal parroco. La scelta cadde su di me per eseguire tale missione. L'opinione fu generalmente favorevole a tale scelta. Se vanno d'accordo dunque, entro il prossimo 21 mese mi faranno la casa e colà io potrò lavorare sia del mio mestiere che facendo la maestra, durando l'attività di insegnante solo 2 ore al giorno. Che paga mi sortirà da questa nuova attività ancora non so, perché denaro qui nelle colonie ce n'è ben poco, ma generi di qualunque sorte si vuole sì tanti. Dite poi alle mie cugine che la via che conduce all'America è brutta, ma arrivati è bello, e che io, se Dio vuole e mi dà salute come ora, sono contenta di esservi giunta e spero di far fortuna. Scusa, è dopo questa lettura della Favretti, viene più tardi. Ah. Prima sentiamo la storia di Maria Favretti. Prego. Veniamo, sì, io chiedo di venire al tavolo anche Luis, perché abbiamo 2 storie di vita a questo punto. Abbiamo sentito le 2 relazioni iniziali, che sono 2 relazioni di quadro, che hanno fatto un po' la storia, come dire, nel suo complesso dell'emigrazione femminile in America Latina. Oggi, in questo momento, invece, abbiamo 2 storie di vita di 2 donne particolari. Ecco, 2 donne anche che hanno raggiunto un certo successo all'interno della loro, sono esempi di agency femminile, hanno raggiunto una posizione all'interno appunto della colonia italiana di cui facevano parte, quindi 2 storie particolari. La prima ci viene raccontata appunto da Daniela Perco. Daniela Perco è un'antropologa, ha diretto e direi anche fondato, organizzato, ma diretto dal 1997 al 2016 il Museo Etnografico della provincia di Belluno, che oggi si chiama Museo Etnografico Dolomiti. E in questa veste ha promosso numerosi progetti e anche una collana proprio di volumi di carattere etnografico. I suoi temi di ricerca, oltre alla museologia, riguardano la letteratura di tradizione orale, fiabe e leggende in area alpina, ma anche la storia orale con riferimento particolarmente appunto ai fenomeni di migrazione anche temporanea. Parlavamo prima di Baglie, si parlava di Baglie, bene, Daniela Perco è una delle massime esperte appunto di questo tipo di migrazione. Voglio ricordare anche affettuosamente il fatto che ha lavorato insieme a me, insieme ad altri, ad un importante progetto di ricerca che c'è stato qui a Venezia, che ha portato poi a una mostra sulla storia dell'infanzia a Venezia, è stato fatto nel 1999 e lei faceva proprio ha portato anche, diciamo, proprio i vestiti delle Baglie, i gioielli delle Baglie che erano nel suo museo. Bene, oltre a questo ovviamente è esperta di esodi transoceanici verso Rio Grande do Sole e Santa Caterina e di questo ci parlerà. Le sue pubblicazioni sono innumerevoli, ma voglio ricordare appunto quelle dedicate in particolare ai temi di cui abbiamo parlato, cioè la Nuris come migrant temporain, uscito
in Francia, e poi oggi ci parlerà di questa ricerca che ha fatto e che è stata Maria e la collana, che è stata pubblicata in un volume dedicato all'emigrazione, Mujeres in Movimento, una pubblicazione appunto uscita nel 2017 in Brasile. Ecco, quindi le do subito la parola ringraziandola. Buonasera a tutti, sono molto felice che ci siano dei giovani, mi sentite? Sì. No. Io vi racconto una storia. Prima abbiamo sentito Emilio Franzina e anche la dottoressa Miazzo, che hanno fatto un po' hanno dato un inquadramento a dei fenomeni in cui le donne erano parte importante. Io sono incappata in maniera abbastanza, direi così, casuale, in un epistolario femminile, che sono rari gli epistolari femminili, soprattutto per quel periodo che io ho considerato e per questa emigrazione, cioè per questa emigrazione veneta di fine Ottocento verso il Brasile. Perché sono rari? Perché le donne non scrivevano molto. E quando scrivevano di solito accompagnavano le lettere dei mariti, dei fratelli, dei figli con delle annotazioni alla fine della lettera, oppure dicendo quello che volevano, quindi mandavano i saluti, chiedevano fili, chiedevano tessuti, ma non esprimevano i propri sentimenti, non parlavano di se stesse. Quindi è un caso abbastanza unico trovare delle corrispondenze di fine Ottocento come questa che ho trovato. E l'ho trovata, ripeto, in maniera casuale, un'indicazione così. Poi sono andata in cerca degli originali. Gli originali nel frattempo erano scomparsi perché erano dentro in una cassettina in una macchina che è stata portata allo sfasciacarrozze, ma per fortuna un parente di questa Maria Favretti, emigrato negli Stati Uniti, le aveva fotocopiate, e quindi insomma un giro lungo mi ha portato a ricostituire il corpus delle lettere, e siccome io sono un'antropologa ho cominciato a fare interviste, perché c'erano ancora le persone che ricordavano questa emigrazione e ricordavano questa famiglia Favretti, che in dialetto bellunese si dice Fauret, che vuol dire piccoli fabbri, e vi dico perché. Perché Maria Favretti parte nel 1892 per il Brasile e parte da Forno di Zoldo. Ora, Forno di Zoldo, penso che qualcuno di voi lo conosca, è un paese in montagna, nelle Dolomiti, che ha dei rapporti strettissimi con Venezia, perché, per dire, gli squeri che avete qui a Venezia sono quasi tutti fatti da maestri d'ascia zoldani. Le gondole venivano fatte dagli zoldani. Tutti i venditori ambulanti, i zaletti, che uno dice un biscotto veneziano per eccellenza, erano fatti dagli zoldani e inventati da loro. Quindi c'era tutto un movimento, è stato detto anche prima, tra la montagna e la pianura, soprattutto con Venezia, che ha sempre favorito, no? In qualche modo quegli scambi. Allora, in questo contesto di grande mobilità della montagna, Forno di Zoldo ha dato veramente moltissimo. Tanti uomini andavano oltre Alpe, andavano a costruire, quando è stato il momento, le ferrovie nell'impero austro-ungarico, per esempio, così, emigravano in Francia, emigravano in tanti modi. E questa emigrazione temporanea favoriva la scrittura. È stato osservato da molti studiosi che la montagna ha un tasso di alfabetizzazione molto più elevato della pianura. Pensate che a Forno di Zoldo, tanto per dirne una, intorno al 1907, mi pare, c'era l'87% della popolazione alfabetizzata, cosa che in pianura non accadeva, quindi c'era molto meno gente che sapeva leggere e scrivere. Allora, questa donna, questa Maria Favretti, parte da Forno di Zoldo nel 1892 ed è uno dei pochi casi in cui lei parte davvero da sola, nel senso che dal suo paese partono altre persone che hanno altre destinazioni e lei invece non ha nessuno, non ha parenti, non ha amici, siamo nel 1892.
E non è una contadina, perché lei nasce in un palazzo importante, che è Palazzo Grimani, a Forno di Zoldo, dei conti Grimani di Venezia, i quali avevano degli importanti interessi nella montagna veneta, perché c'erano le miniere e c'era il legname. Quindi nasce in una famiglia che non stava male. Purtroppo il padre muore giovane e lascia sua moglie, che si chiamava Apollonia, con 4 figlie, ed era un bel problema una volta avere 4 figlie, perché bisogna sistemarle, e un figlio minorenne, piccolo. Quindi questa donna, che pure stava bene, e che era soprattutto dentro questo contesto molto interessante di fabbri che facevano chiodi. La maggior parte dei chiodi che voi trovate nei palazzi veneziani erano prodotti a Forno di Zoldo dai chiodaioli, Ciodarot, e quindi lei è nipote del fondatore della società zoldana dei chiodaioli. Suo zio era uno dei fondatori, anche lui partecipe di questa cooperativa che aveva un'ispirazione tra l'altro socialista, e quindi diciamo che lei è dentro questo mondo dei chiodaioli. Cosa succede? Succede che a fine 800, la peggio è stata nel 1890, c'è un'alluvione che distrugge tutte le officine dei chiodaioli che si trovano lungo il torrente Maè. In più c'è la concorrenza dei chiodi industriali e dunque moltissimi decidono di emigrare, sia per gli Stati Uniti che per il Brasile. E questa nostra ragazza, diciamo, che aveva ragazza per modo di dire, perché aveva 28 anni, quindi da noi a 28 anni le consideravano già delle zittelle, d'accordo? E nel senso che pur essendo in quella zona un'età del matrimonio più alta che in altre zone, proprio per l'emigrazione maschile molto forte, a un certo punto tanti emigrano e decidono di emigrare in Brasile perché il governo brasiliano concedeva per certi periodi il viaggio gratuito di andata e ovviamente non di ritorno, e quindi la madre Apollonia, disperata perché il marito era morto, perché tutti i parenti se la passavano male con questa distruzione delle fucine, decide di sacrificare la figlia maggiore, Maria. Sacrificare vuol dire proprio decidere insieme un progetto di immigrazione che lo sa benissimo che la porterà lontano e non tornerà mai più. Nella speranza lei pensa che lei mandi a casa dei soldi, ma avevano un'idea molto vaga del Brasile, avevano un'idea che era solo quella veicolata dagli agenti di emigrazione o da certa stampa che dipingeva il Brasile come un luogo dove c'era oro, dove c'erano grandi ricchezze, no? Ma non era esattamente così. Fatto sta che la nostra Marietta era un po' zoppa, quindi non era nemmeno del tutto a posto fisicamente, e chi aveva delle anomalie, aveva dei difetti, non riceveva dal governo brasiliano la possibilità di fare il viaggio gratuito. E quindi la madre Apollonia cosa fa? Aveva un'unica cosa che le era rimasta, che era importante, una collana d'oro di maglia veneziana da 50 grammi, che non era poco. Vende la collana e la vende ai Pasqualin, che erano quelli che hanno ricostruito il campanile di San Marco dopo che è crollato. Erano degli imprenditori zoldani che appunto lavoravano a Venezia, hanno fatto il padiglione della mostra dell'esposizione universale, quindi c'era tutto questo traffico di gente che aveva soldi. Vende questa collana che però non basta completamente a pagare il viaggio della figlia. Quindi la figlia parte, si porta via il suo bagaglio, arriva a Longarone cerca tutti quelli che conosce per farsi prestare dei soldi per poter proseguire il viaggio, intanto compra fili, aghi, pezzi di tessuto, quello che sa di poter usare in Brasile, perché non era una contadina e non avrebbe potuto fare la contadina per i suoi problemi proprio di ambulazione. E però pochi le fanno credito, quindi parte un po' all'avventura insieme ad altri suoi compaesani. Arrivano a Genova e lei dipinge questa città meravigliosamente, insomma come una cosa che non aveva mai visto, quindi scrive alla madre e comincia a scrivere già a Longarone. E lei sa scrivere perché ha fatto la quinta elementare. E una volta, come sapete, fare la quinta elementare voleva dire avere un'ottima preparazione. Quindi sa scrivere e leggere, non solo, ma l'impero austro-ungarico
aveva stabilito che tutti dovevano studiare per un certo periodo, e quindi ci sono anche queste influenze positive dell'impero austro-ungarico che consentono a lei di andare avanti. Parte da Genova, prima di partire le rubano il bagaglio con tutto quello che aveva dentro, quindi non ha soldi, non ha, ha il vestito che ha addosso, e sale in questa nave che è la Matteo Bruzzo e comincia questo viaggio. E per lei, che è abbastanza paradossale, perché spesso sentiamo questi viaggi in nave come dei viaggi terribili, che è vero, in cui tutti soffrivano, le pulci, le malattie, li buttavano giù dalla nave, incendi in nave, che è vero. Lei invece trova stranamente una situazione di grande bellezza e soprattutto di grande libertà. E dentro questo spazio della nave, che è uno spazio del tutto anomalo, no? Perché qualche studioso l'ha comparato un po' ai riti di iniziazione, no? Tu ti stacchi dalla famiglia, poi fai questo percorso in questo spazio che è un po' sospeso e poi ritorni, no? Cambi un po' il tuo essere, il tuo stato. E lei conosce in questo viaggio due famiglie di vicentini che sono legati a un'altra storia molto interessante, che è quella dello sciopero che c'è stato nell'Anificio Rossi, quando, in relazione al fatto che la Nerossi voleva diminuire gli stipendi e voleva assumere minorenni per pagarli meno, c'è un blocco di 4 giorni dei telai. E il Rossi dà in qualche modo la possibilità a quelli sposati di non avere grosse conseguenze. Quelli che non erano sposati, quindi gli operai non sposati, gli dice o galera o Brasile. E quindi tantissimi emigrano in Brasile o raggiungono in Brasile chi era già emigrato. E quindi trova 2 famiglie di Schio e lei si affeziona moltissimo a queste famiglie, perché non aveva niente, cioè lei non aveva nessuno che la accoglieva, perché la persona che cita non è riuscita a trovarla. I suoi paesani sono scesi nel frattempo, chi in Paraná, chi in Santa Catarina, nei vari stati, e comunque anche quando sono arrivati nel Rio Grande do Sul sono andati da altre parti. Quindi lei era da sola, e cosa ha fatto? Con tutte le sue forze ha cercato di legarsi a questa famiglia, a queste 2 famiglie, che l'hanno presa come una figlia, l'hanno ospitata, l'hanno portata nelle loro case, e siccome non poteva fare la contadina, che cosa ha fatto? Faceva la domestica, faceva lavori in casa e insegnava a leggere e a scrivere ai figli dei contadini, perché, come sa bene Luis, ma anche altri che hanno studiato questa emigrazione, all'inizio non c'erano maestri elementari nelle colonie di questa zona del Brasile, e quindi chi sapeva qualcosa lo trasmetteva agli altri. Lei aveva una buona preparazione, quindi lei a un certo punto mette in gioco questa sua competenza di scrittura e di lettura e di chiacchiera, perché il marito poi lo dice che era una che chiacchierava tanto, quindi evidentemente si sa anche relazionare, eccetera, e comincia ad insegnare i contadini. Non aveva neanche un vestito, lei descrive a un certo punto la sua situazione arrivata lì. Le costruiscono una casa di legno, come quelle che avete visto nelle fotografie che ha mostrato prima Giorgia Miazzo, e dormiva per terra su un pagliericcio, non aveva neanche le coperte per star coperta, e in Brasile quando è freddo nel Rio Grande do Sul, e quindi vive i primi tempi veramente come una povera disgraziata, e in cambio di quello che lei fa, cioè del suo insegnamento, le danno da mangiare, quindi le danno prodotti della terra, non è che guadagni soldi. A un certo punto scoppia la rivoluzione e quindi deve interrompere questa sua attività di insegnante e va a lavorare a Caxias do Sul in un negozio. Dopodiché ritorna a questa sua professione, chiamiamola così, inventata, ed è molto interessante perché questo accade spesso nell'emigrazione, no? Che tu parti in fondo a Forno di Zoldo, aveva fatto la quinta elementare e non sarebbe andata molto avanti. Lì invece, come dire, questa sua capacità diventa una cosa importante che lei può mettere in gioco, e quindi fa una cosa molto furba, chiede alla madre di mandare l'attestato della zia Regina, che si chiamava Maria, anche lei, Maria Regina, che era una maestra, e quindi lei dice: mandami il certificato della zia Regina in modo tale che io possa farmi pagare dal governo uno stipendio come maestra.
Non si sa come sia andata a finire, perché non si dice bene come è andata a finire la storia. Però nel frattempo questa donna, 28enne, un po' zoppa, senza soldi, si trova un moroso, che è un giovane falegname bellunese. E si trova questo moroso e dopo un po' e vuole sposarlo, e la madre gliene dice su di tutti i colori, perché la madre, come lei, sapeva scrivere bene, e quindi c'è una corrispondenza fitta fra le due. Siamo sempre in quegli anni là, 1893, quindi 92-93. E quindi la madre in qualche modo le dice: assolutamente non ti devi sposare, perché sei andata via per mantenerci, non sei andata via per startene là. Allora lei comunque a un certo punto scrive in una lettera: l'ho lasciato libero. Lei l'ha detto lasciato. Dovete sapere però che c'era una grande carenza di donne, nel senso che l'emigrazione è stata in quegli anni soprattutto maschile. E quindi il fatto che una come lei, che era già avanti con l'età, che aveva qualche difetto fisico, una bella lingua, una bella capacità anche di scrivere, eccetera, ha trovato subito prima un moroso e poi un marito. E la sua vicenda va avanti quando, nel momento in cui conosce questo marito nell'ambito di questo gruppo di gente originaria di Schio, quindi di operai di Filanda, di operai che erano stati nell'Anificio Rossi, conosce questo Antonio Berna, se ne innamora e scrivono alla madre, lui scrive alla madre chiedendogliela in sposa. La lettera non arriva, come succedeva spesso. La lettera non arriva e quindi in qualche modo loro decidono di sposarsi lo stesso. E questo è un atto proprio di rottura completa, se ci pensate, no? Rispetto a quelle che sono le tradizioni, no? di quegli anni. Quindi c'è proprio una rottura totale. E quindi si sposano in maniera molto semplice, senza in qualche modo il consenso della madre, ed è una cosa che a lei pesa tantissimo e lo scrive nelle lettere, perché non ha la benedizione materna. Ed è tutto un gioco di donne, comunque questo vorrei sottolinearlo, cioè che tutta la corrispondenza mostra questo mondo femminile che deve arrangiarsi, perché anche la madre doveva arrangiarsi, perché era rimasta vedova e aveva altre 3 figlie da sistemare. E quindi si sposano e la cosa curiosa è che, dimmi quanto devo parlare ancora, la cosa curiosa è che andando in cerca dei discendenti di questi emigranti e così, sono incappata in una maestra che era sua nipote, la nipote proprio di Maria Favretti, che aveva conservato una cassettina con le lettere del marito, cioè che il marito scriveva a questa Apollonia, la mamma di Marietta. Sono delle lettere esilaranti, nel senso che lei, la Apollonia, che non vuole che si sposi la figlia, gli scrive delle malagrazie, ne scrive su di tutti i colori, e lui a un certo punto dice, aspettate che ve la trovo perché questa è abbastanza interessante, no? Allora dice, eccola qua. Questa è una lettera che è di San Vigilio da Segunda Lega de Caxias do Sul, dove si era stabilita, e dice: lei proibiva a sua figlia di mettere il mio cognome aggiunto al suo. No, il mio cognome non è dispregiato come lei crederà, anzi ne gioisco il portarlo. Mi unii in matrimonio dando al di lei figlia un uomo degno da quando le mie azioni finora lo ha onorato, come pure la mia famiglia. E ben poche madri che tanto disprezzano il consorte delle proprie figlie senza averne avuto particolareggiate informazioni. Lui dice così, no? E lui ha un linguaggio che è molto diverso da quello di Marietta. Voi prima avete sentito delle lettere che lei ha scritto, sono scritte in un italiano abbastanza corretto. Lui invece è di origine contadina e scrive piuttosto male, sia da un punto di vista della sintassi che da un punto di vista proprio della lingua in generale, però è molto ironico e inoltre ha delle frasi un po' altisonanti, tipo
Il vero eroismo dell'uomo è di sopportare con rassegnazione tutti i disagi che incontra nel corso della sua vita. Che in tutta l'Italia regni la più grande squallida miseria sia cosa notoria, stante che tutte le lettere che vengono costà danno tutte sconsolanti notizie. Povera mia patria, in che miseria t'hanno ridotto quei che si vantano progressisti e non sono che i tuoi sfruttatori. Qui nel Brasile, specialmente nella provincia di Rio Grande, i contadini sopra ogni altro artista tengono primo posto sopra il lavoro. Tutti lavorano con ilacrità, sapendo che il lavoro è fonte di ogni ricchezza. 80.000 italiani che si trovano nelle province di Rio Grande formano la ricchezza di tutto lo Stato di Rio Grande, ma bensì da altre province. In alcuni casi le lettere sono molto informali e ci sono dei passi, perché li bevevano, nel senso che, ecco, cioè voglio dire, lui è... Qui no, qui no, no, li bevevano tanto, perché nelle lettere c'è sempre questo riferimento al vino, nel senso che lei in una lettera dice, pensa che questi fanno, non so, 3-4 barili di vino senza neanche un goccio d'acqua. Immaginate da una che veniva da Forno di Zoldo, dove il vino lo vedevano col binocolo, che si ritrovi a poter bere tutti i giorni vino, a mangiare frutta in abbondanza, quindi per lei è proprio un paradiso, no? Ecco, e quindi lui beveva parecchio e in alcune lettere, ormai con la suocera i rapporti erano un po' tesi, si intuisce dalle lettere, scrive: io sono un devoto di San Vinocco. San Vinocco esiste, è un santo che esiste, ma lui lo prende proprio per assonanza del nome col vino, e dice: e qua sono tanti i devoti di San Vinocco, perché tanti appunto bevevano. Fatto sta che insomma nel momento in cui lei diventa madre, perché avrà 3 figli, diventa madre del primo figlio, non scrive più. Non sappiamo se è perché noi non abbiamo trovato le lettere, che potrebbero anche essere scomparse. Non sappiamo se invece ha deciso che il marito ha deciso che scrive lui al posto di lei, perché c'è proprio questo accavallamento, no, di date così. E sappiamo poco di che cosa è successo dopo, nel senso che lei si è trasferita col marito in una colonia agricola piccola, poi in montagna, lui faceva il contadino, mi dicono che abbia fatto una certa fortuna. Questi 3 figli, come è successo in tantissimi casi in queste migrazioni in Brasile, sono finiti uno in uno stato, uno in un altro e uno è rimasto nella proprietà vicino a Caxias do Sul. E io ho provato a rintracciare i parenti, ma non è stato così facile e devo dire che questo allontanamento, questo è successo in molte migrazioni, ma qui in maniera particolare perché abbiamo a che fare con un territorio sterminato, che l'allontanamento dei figli dai luoghi di residenza della famiglia originaria comportò un allentamento dei legami di parentela. L'ultima lettera di cui noi abbiamo conoscenza, che è stata scritta da una pronipote di questa Maria Favretti, che faceva l'hostess, dice che non sanno nemmeno dove abita questa loro zia, cioè che era finita a Porto Alegre, per dire, no? Quindi l'allentamento, l'allontananza allenta i legami di parentela e di fatto queste famiglie diventano estranee una con l'altra. Ecco, è una vicenda particolare su cui sto lavorando adesso, perché verrà pubblicata in portoghese in Brasile con un'altra studiosa brasiliana che si chiama Maíra Vendrame, insieme a un'altra bellissima corrispondenza invece che è di un uomo, un certo Rossato, della provincia di Vicenza, di Valdagno, e lì si vede proprio la differenza tra un punto di vista femminile e un punto di vista maschile. Grazie. Grazie Daniela, è una storia appassionante. Come vedete effettivamente queste ricerche sulle biografie, sui percorsi biografici ci restituiscono molto più da vicino quella che poteva essere un'esperienza e con questa la soggettività di queste donne, quindi sono veramente ricerche molto importanti. Allora chiamo adesso la terza lettura, che è sempre una lettera di Maria Favretti al fratello questa volta,
in cui lei descrive la sua impressione del Brasile. Ti dirò, mio amatissimo fratello, che l'America è bella, ma dolorosa per trovarmi lontana da te che tanto amo, come pure dal resto della famiglia. Al momento che ti scrivo i miei padroni stanno facendo il vino. Cominciarono a farlo il giorno ultimo di Carnevale. Qui ora abbiamo una grande quantità di frutti, cioè fichi, uva, che i miei padroni faranno 3 o 4 botti di vino puro senza una goccia d'acqua. Io ne bevo tutti i giorni quanto ne voglio. Qui persichi, una grandissima quantità, pomi, aranci, lime, che è una specie di aranci, banane, limoni e tanti altri. Qui, fratello, non c'è mai inverno, è un caldo terribile. Il tempo più fresco che si ha è come il mese di giugno e luglio da noi. Qui si semina e si raccoglie 2 volte all'anno. I miei padroni hanno fatto 10 sacchi di frumento e segala, 4 sacchi di fagioli, 1 sacco di riso e faranno un 50 sacchi di sorgo. Così sono raccolti i frutti. Ti dirò che qui siamo in mezzo a tanti uccelli e di diverse specie. Il più grande è come un dindio nostrano, un tacchino, ed il più piccolo, chiamato uccello mosca, con sé porta il nome. Ieri, vicino alla mia casa, il padrone uccise una serpe dalla lunghezza di 4,5 metri e di macachi, un animale come un porco, il quale quando vede qualcheduno solo schizza per morderlo. Insomma, ci sono tante bestie che ora non posso descrivertele. Ti dirò che l'America è bella e il luogo, sia la colonia dove mi trovo, è un sito come il Pinè, ma tutto piano, e in coltivazione ci sono più di 100 campi ed io lavoro con gente che mi amano, faccio una vita beata, sempre però col pensiero volto verso di voi, pensandomi di non poter per ora aiutarvi, per il motivo che non potei più andare a fare la maestra, colpa la rivoluzione, la quale è cominciata il mese di novembre e ancora al giorno d'oggi esiste. Di poi alla mamma che quando posso non dubiti che so il mio dovere. La cassa, il baule, più non la trovai, quantunque il console abbia fatto delle ricerche. Temo che sia rimasto a Genova. Io quindi col ricavato del mio lavoro devo vivere e vestirmi. La roba è cara alle stelle. Di poi che, riguardo alla catena e l'orologio, le lasci dall'orefice, fin tanto che io possa spedire il denaro per soddisfare il mio debito. Credimi, la sempre affezionata sorella Maria Favretti. Bene, allora adesso do la parola a Luis Fernando Beneduzzi, che presento brevemente. È professore ordinario di Storia e Istituzioni delle Americhe qui presso la nostra Università Ca' Foscari ed è anche membro del collegio docente del dottorato in studi storici, geografici e antropologici delle università di Venezia e Padova. È presidente dell'Associazione Internazionale AREIA, che è come dire, un'associazione che raccoglie un audio archivio sull'emigrazione tra Europa e America Latina ed è anche membro del progetto Jean Monnet, diciamo, su questi temi. Le sue ricerche riguardano l'immigrazione italiana in America Latina e quella latinoamericana nell'Italia contemporanea, ecco, quindi in doppia andata, come dire, e anche un ritorno e soprattutto, diciamo, con enfasi sulle questioni della memoria, del genere, della produzione di immaginari sociali, ecco, e poi la costruzione anche di reti fasciste negli spazi migratori durante il Ventennio e le relazioni estere tra l'Italia e l'America Latina. La sua relazione di oggi riguarda anche in questo caso, un percorso biografico, una storia di una donna che è Luisa Perazzoli, maestra. Infatti il titolo della sua relazione è La maestra Luisa Perazzoli e le forme di agency femminile nell'immigrazione veneto-lombarda. Buonasera a tutti o buon pomeriggio a tutti. Voglio ringraziare innanzitutto la collega Filippini per l'invito, all'Ateneo nella persona della presidentessa per l'accoglienza, e come parlare dopo Daniela è la certezza di dover sforzarsi, perché è un bellissimo racconto e gli storici sono sempre un po' invidiosi degli antropologi perché sanno costruire le narrazioni e fare un cuscito esatto nelle narrazioni. Volevo fare 2 premesse all'inizio che secondo me sono importanti riguardo all'immigrazione delle donne venete e non. Innanzitutto, anche se di famiglia veneta, mi tradisco dall'accento che mi pare un po' lontano dalle terre venete. La prima premessa è che le donne hanno subito fino in fondo l'esperienza dell'immigrazione e della trasformazione.
talmente in fondo che non soltanto nel Rio Grande do Sul, ma in diversi locali, gli ospedali psichiatrici hanno raccolto tante donne immigrate con una malattia che oggi sarebbe sconosciuta, che si chiamava tristezza profonda. Potremmo dire depressione. Quindi in realtà perché questo? Perché in realtà nella maggior parte dell'esperienza migratoria, mentre l'uomo, come si vedrà anche nel caso qui presentato, come si vedeva più o meno la Favretti era già un'esperienza particolare, ma nella maggior parte dei casi, mentre l'uomo stava nello spazio pubblico, mentre l'uomo magari andava a lavorare per costruire la ferrovia, mentre l'uomo dialogava fuori, alla donna rimaneva lo spazio domestico. E se togliamo lo spazio urbano, lo spazio domestico nella zona rurale, nello spazio rurale, era distante. Non era distante 1 chilometro, era distante 10, 15, 20, 30 chilometri della prima anima che uno poteva trovare. Quindi questa donna a fine Ottocento si ritrovava in una proprietà rurale, lontana da tutti, con il marito che a volte stava via tutta la settimana, spesso soltanto con i figli, che non è che poteva stabilire un dialogo perché la maggior parte erano minorenni, erano molto piccoli, e questo generava un processo di tristezza profonda. Un altro elemento che secondo me è importante come premessa, perché per me è stato un caro incontro, è che Luisa Perazzoli in qualche momento ha bazzicato, non lo sapevo prima di poi incontrarla nelle lettere, nella mia famiglia, perché in realtà sia mio nonno che mio papà sono stati i suoi studenti, e mio papà ha sempre raccontato di questa che era chiamata, poi vedremo anche nella presentazione, la maestra Barbisona. Ha sempre raccontato che da quando lo ha conosciuto diceva: il figlio della tigre esce con le strisce, per dire che in realtà tutto sommato era uno uguale all'altro come esperienza. Quindi in realtà lavorare con queste lettere è lavorare dal mio punto di vista anche con un esercizio di straniamento con qualcosa molto familiare, perché è lo spazio dove è nato mio papà, perché è la maestra che è stata la sua maestra nella scuola primaria, perché sono vicende che hanno toccato da vicino la mia famiglia. La vicenda in realtà potrebbe essere, che Giovanni Levi non mi ascolti, ma ricorda molto l'idea del Au pouvoir au village, che è stato appunto scritto da lui, perché ha a che fare con questi meccanismi all'interno di un paese, con l'arrivo di questo sacerdote, e le lettere parlano di questi, dei conflitti quotidiani che mettono insieme una diversità di elementi che spero riuscire a toccare con il racconto che voglio presentare oggi. Quindi inizio la mia presentazione toccando anche qui 4 punti che secondo me sono importanti, non per pensare l'immigrazione, se vogliamo dire italiana o se vogliamo dire veneta in generale. La prima in realtà, che parlare di immigrazione, anche se utilizziamo l'aggettivo veneta, è sempre al plurale, perché in realtà non c'è un veneto che è partito, c'è un bellonese, ma non soltanto un bellonese, c'è uno di Forno di Zoldo, c'è un veronese che è partito, ma non specificamente un veronese, c'è magari un di Roverchiara, quindi in realtà l'immigrazione nel suo processo di costruzione ha intrecciato delle provenienze diverse che si sono manifestate in quanto identità negli spazi dove questi individui sono arrivati. Magari dentro l'Italia non esisteva questo contatto e si sono ritrovati lì e hanno dovuto costruire una convivenza. Uomini e donne che parlavano diversamente, perché parliamo di un dialetto veneto, però i miei parenti di Treviso non si capivano con quelli di Verona. Se mettiamo quelli di Belluno sembrava parlassero un'altra lingua. Quindi in realtà hanno dovuto costruire un modo di comunicazione anche culturale. La collega Perco ha lavorato tante leggende del bellunese che erano diverse di altre leggende. La religiosità, anche se c'era un elemento comune, era diversa fra di loro. Quindi in realtà quello che parliamo oggi come se fosse un qualcosa uniforme, in realtà non lo era.
ma anche nello spazio dove sono arrivati. Parliamo del Brasile, ma possiamo parlare anche dell'Argentina. Chi è arrivato a San Paolo in uno spazio industriale o chi è andato a sostituire la manodopera schiava nella produzione del caffè non ha vissuto allo stesso modo che quelli che sono andati al Rio Grande do Sul e hanno trovato un appezzamento che hanno pagato di terra e sono diventati contadini con tutte le difficoltà dei primi anni e hanno iniziato quello che era il progetto. Il progetto della maggior parte dei veneti che sono usciti era avere la proprietà della terra e poter produrre. Quelli in qualche modo, con tutte le difficoltà, hanno cominciato e per quello li vedevano come uno spazio di costruzione, perché in realtà il loro progetto in qualche modo, anche con le difficoltà, che magari erano anche ragionate da qualcuno, si stava realizzando, a differenza di altri. Quindi abbiamo anche queste differenze, abbiamo zone di contatto diverse, questi immigrati non sono arrivati nel niente. Per esempio nel Rio Grande do Sul c'erano quelli che sono rimasti al margine dello spazio geografico dell'immigrazione, in contatto con popolazioni che erano arrivate dai principati tedeschi dalla prima metà dell'Ottocento. Ci sono quelli che hanno avuto contatti con i brasiliani o la popolazione locale, anche la popolazione indigena. Ci sono quelli che hanno avuto contatti con polacchi che sono arrivati successivamente. Ci sono quelli che si sono intrecciati con sudditi dell'impero austro-ungarico, perché in realtà non erano italiani, perché appartenevano all'impero austro-ungarico in quel momento. Quindi ha una diversità che ha da costruire. In questa diversità c'è un altro elemento, il genere. Perché sono arrivati, ma sono arrivati uomini e donne. Sono arrivati queste donne spesso trascinate, perché non tutte sono state come Anna Rech, che ha preso la decisione di portarsi figli, o come la Favretti, che con l'ausilio della famiglia ha deciso di migrare. Spesso la decisione era del capofamiglia, e il capofamiglia decideva che andava e si portava la famiglia. A volte andava e si portava dopo la famiglia, a volte andava e scompariva e rimanevano le vedove bianche. Quindi in realtà il processo migratorio in ogni caso ha colpito, e spesso in maniera involontaria, le donne che si sono ritrovate trascinate in questa esperienza, a volte voluta, a volte non voluta, perché non sempre era discusso a casa. Ma non solo le donne, anche i figli si sono ritrovati trascinati in questa esperienza di cui spesso non partecipavano al processo decisionale. Quindi è importante vedere questo meccanismo come un qualcosa molto più complesso, molto più articolato in questa sua costruzione. Quindi io cerco di fare un po' di piccoli puzzle per arrivare poi, piccoli frammenti per arrivare poi alla conclusione. Lo scenario dove avviene questo, dove arrivano questi immigrati, non leggo tutti i nomi delle prime famiglie, ma credo che sicuramente se riuscite a leggere, non so la dimensione, si riesce un po' ad avere uno spaccato della diversità di provenienze dal Veneto di queste famiglie che costituiranno quello che era la comunità di Boavista, o Bella Vista, anche come era chiamata, oggi si chiama Arcoverde. All'epoca era parte di una delle colonie imperiali che si chiamava Conde d'Eu, dopo è diventato municipio di Garibaldi nel 1900, oggi appartiene a un altro municipio perché c'è stato nel 50 una separazione di Carlos Barbosa. E lì avviene uno degli elementi centrali in questo processo, ovvero la costruzione della Chiesa. Era un punto centrale nel processo migratorio, non soltanto perché erano devoti, non soltanto perché c'era questa idea di ricostruire la patria intesa come paese in quel nuovo luogo, ma anche perché la Chiesa era un centro di aggregazione, significava commercio, significava ricchezza, significava produrre economicamente. E quindi c'era anche una disputa fra le diverse comunità per avere lo spazio della Chiesa nei suoi confini di quelle proprietà, perché significava valorizzare tutto quel contesto. È molto interessante perché ogni gruppo di immigrati porta con sé devozioni diverse. E in questa costruzione, come questa appunto, che è Madonna delle Grazie, che poi viene intitolata la chiesa, però anche la chiesa di San Gottardo, perché non sono riusciti a trovare un accordo chi era il patrono. A quel punto l'altare viene condiviso dalla Madonna e di San Gottardo per cercare di essere ecumenici in questo processo. Quindi anche quello è parte dell'idea di costruzione in questa realtà. Bene, in questo comune, ovvero in questa comunità di Boavista, arrivano, scusate questo necrologio, però non ho trovato altre foto dei genitori della Luisa Perazzoli,
arrivano questi due individui che sono importanti di conoscere perché si riesce a conoscere meglio il personaggio. Abbiamo Bortolo Perazzoli, che è emigrato da Roverchiara in provincia di Verona, che in realtà c'è un transito molto interessante, si va a capire determinati meccanismi. Lui diventa orfano a 14 anni, deve lasciare la famiglia, prima emigra in Francia e lì gli scritti parlano di 7 o di 4 anni vissuti in Francia, dove ha imparato il francese. E questo crea un collegamento poi molto interessante perché i fratti che saranno nelle comunità di migranti sono della provincia di Savoia e quindi parlano il francese, così come le suore di Saint-Joseph-de-Moutier sono di Moutier in Francia e parlano il francese, chiamata dai frati cappuccini. Quindi in realtà questo creerà un collegamento anche della famiglia dei Perazzoli con i frati che saranno, diciamo, quelli della regione. Fra l'altro Bruno di Gilonè, nei racconti sulla presenza dei frati, diceva che gli immigrati nel vederli vestiti appunto da frati si sentivano trasportati nella terra di origine, si rivedevano in Italia al vedere queste montagne con questi frati. Dei racconti su Bortolo Perazzoli, che è il racconto del figlio quando lui muore nel 48, è pubblicato su Il Giornale, alcuni elementi si danno risalto e qui è importante per capire cosa si intendeva come virtù in quel momento. Quindi lui aveva un matrimonio benedetto da 13 figli, quindi un matrimonio benedetto significava tanti figli. E le donne spesso iniziavano a partorire appena sposate, non con 28 anni come la Favretti, ma con 19-20 anni, e spesso finivano di partorire, se non morivano strada facendo, a 45-46 anni. Quindi era una vita a partorire. E quindi era un elemento importante. Il secondo punto, e Luisa era la più grande di queste figlie. Il secondo è che aveva 2 figli che aveva dato alla Chiesa. Un figlio è diventato sacerdote e una figlia è diventata suora. Luisa, come vedremo, è una quasi suora che poi si sveste in qualche modo, si toglie la veste da suora. Lui ha sostenuto gli studi di un frate cappuccino, un uomo devoto, terziario francescano, quindi è un po' un racconto di un bravo, di un buon cristiano che ha avuto una famiglia numerosa, per quello è benedetto dal Signore, ed è benedetto dal Signore perché era un bravo cristiano. Quindi un po' erano gli elementi della morale in quel contesto. La stessa cosa su Lucia Belò. Lucia Belò è immigrata, non sono ad oggi nelle ricerche, non esiste un'indicazione della località specifica di provenienza, a parte la provincia di Vicenza, è nata nel 68, è arrivata nel 1881 con la famiglia in Brasile, quindi con i genitori e i fratelli, si è sposata nell'87, quindi la prima figlia l'anno successivo, che era piuttosto normale in quel contesto, era anche lei terziaria francescana ed è sottolineato abbonata, all'epoca non si chiamava Correio Riograndense, ma si chiamava Staffetta Riograndense, che è il giornale che nacque il colono italiano, sempre dai Cappuccini, e quindi questo collegamento, perché si sottolinea il fatto di essere abbonata al giornale? Perché è una tesserina di essere una brava cristiana, perché ha partecipato a questi elementi. Ed è interessante la fine di questa sorta di necrologio, appunto. No, non è necrologio perché quando ha compiuto 105 anni, perché è morta a 105 anni, un pochino più grande di marito che è morto a 91. E alla fine, quando diceva che lei aveva compreso le mogli e i mariti dei figli, nipoti, pronipoti, propronipoti, arrivavano a 676, come tutta la genia che da lei era sorta, diceva alla fine dicendo: bella corona a cingere la fronte di questa madre esemplare che ha ricevuto come dono del cielo i numerosi figli che Dio le ha mandato e ha saputo educarli cristianamente. Quindi in realtà questa era la funzione della donna, soprattutto nella società rurale: avere tanti figli, crescerli e crescerli cristianamente, come hanno fatto con Luisa Perazzoli. E arriviamo a lei, arriviamo a Luisa Perazzoli, conosciuta anche come la Barbisona. In dialetto, in realtà, la Barbisona viene associata alla mustacchiona. In realtà si potrebbe dire la donna con i baffi. Fisicamente, o con mustacchi.
Fisicamente pare che ne avesse, purtroppo le foto che ne ho sue sono rimaste a Porto Alegre e non sono riuscito a portare. Ma al di là del fatto di avere o non avere i baffi, la chiamavano Barbisona perché avevano un carattere maschile, non perché era maschile negli atti, ma perché era comandona, perché voleva comandare in tutti i posti. Fra l'altro commentano, e così ci sono alcuni scritti di memoria, che dalle suore sia uscita perché non riusciva a comandare abbastanza. Quindi c'è questa relazione che si costruisce. Perché? Nata nel 1808, nel 1905 entra nella congregazione delle suore di Saint-Joseph, nella sede del comune che era Garibaldi. E se vedete, già 4 anni dopo insegna italiano presso il comune di Bento Gonsalves. Quindi in realtà è un enfant prodige che in pochi tempo all'interno del convento riesce a salire la scala mobile, insomma, sociale all'interno. Nel 1910, quindi un anno dopo, è responsabile delle suore in formazione in questo collegio a Vaccaria, che è un altro comune, e nel 1911, senza che ci sia una descrizione delle motivazioni, lascia il convento. Quindi è meteorica questa presenza, così come scende, ascende e torna alla casa paterna, ovvero in questa località di Boavista, e passa a fare, magari un po' meglio della Favretti, quello che sapeva fare, ovvero insegnare. E insegnerà per 40 anni in questa comunità. Nel 1915, quando avvengono tutti i casi all'interno di questo dibattito, questa crisi all'interno della comunità, come vedete lei ne ha soltanto 23 anni circa in questo contesto, 12 più 15, 33 anni in questo contesto, quindi è abbastanza giovane in quel momento. Quindi qui si riesce un po' a capire le caratteristiche, come la formazione della Perazzoli, quali sono le sue caratteristiche anche riconosciute nella comunità, e questo è importante poi per le sue strategie. Prima di arrivare alle strategie e alla agency, credo che 2 elementi sono importanti. Una, cosa dice la storiografia locale sulla donna, sul ruolo della donna nell'immigrazione? Clécy Favero parla del piccolo niente, cioè la donna che prende come spazio suo quello interstiziale, non avendo la voce, come dice Posenato, nello spazio pubblico. La sua azione avviene nello spazio domestico, avviene in una forma invisibile, invisibilizzata, silenziata, ma non rimane in silenzio, trova modi di parlare. È molto interessante perché Posenato mette nella bocca di un suo personaggio nel romanzo Il Quattriglio, che è diventato poi film, è stato candidato negli anni 90 all'Oscar, uno dei candidati all'Oscar come miglior film straniero, alla Gemma, che è la zia, che racconta alla nipote: bisogna far capire agli uomini che si obbedisce, perché così loro sono contenti. Quindi in realtà non bisogna obbedire, bisogna far finta bisogna far credere al marito che è lui che decide. Quello è l'elemento importante, e questo è il meccanismo che è molto presente, non magari in quella donna che è diventata vedova, ha preso il lavoro che era del marito e lo ha fatto crescere, ma in quella della vita quotidiana, in quella donna comune che se gli scritti degli uomini comuni arrivano poco, delle donne comuni ancora meno. Quindi cercare di capire questo elemento della vita comune. Poi abbiamo alcune caratteristiche viste della Chiesa, perché quello è l'elemento che siamo qui. Quindi il matrimonio come indissolubile e sacro, quindi la donna deve reggere quel matrimonio a prescindere di come sia. Anche se è devoto di San Vinocolo, bisogna reggere quel matrimonio perché è un vincolo sacro. La prole deve essere numerosa perché è la benedizione del Signore. La famiglia è lo spazio di formazione, la donna è la formatrice, quindi la Chiesa deve formare la donna perché la donna possa formare la famiglia e mantenere questo spazio. Le congregazioni religiose si occupano della formazione anche delle ragazze, perché è fondamentale, e lì nasce anche una crisi all'interno della Chiesa, perché le ragazze formate non vogliono tornare alla famiglia patriarcale, ma vogliono trovarsi un lavoro magari in città, magari nelle fabbriche, che non sono ben viste, perché la donna può lavorare in 3 forme, che sono l'estensione della casa. Possono lavorare come infermiere, possono lavorare come maestre,
possono lavorare nella cura, perché è quella la funzione della donna, quindi posso arrivare nel mondo, nella sfera pubblica attraverso quel legame. Quindi in realtà questo è il mondo in cui camminava la Perazzoli, che non era di quel mondo, perché era la Barbisona, perché voleva comandare. Tuttavia, e qui entra l'elemento dell'agency, che è la capacità che gli individui, ciascuno di noi ha, di reggere anche nelle situazioni più catastrofiche, più opprimenti, e trovare una strategia, trovare un modo di vincere, di riuscire a sconfiggere quella situazione di oppressione. Ed è quello che fa la Barbisona, perché quello che io mi sono trovato sono uno scambio di lettere, ovvero più che uno scambio perché non ci sono le risposte del vescovo, è un insieme di lettere nel quasi 2/3 scritti da lei, non tutte firmate da lei, ma che hanno e colgono un segno importante. Luisa Perazzoli scrive benissimo sia in italiano che in portoghese, perché le suore, a parte il francese, formavano anche in italiano e ovviamente anche in portoghese, perché era la lingua del paese. Ed è lei che intrattiene la comunicazione, ovvero è lei che fa le denunce al vescovo. Cambia registro, perché lei scrive l'85% delle sottoscrizioni firmate soltanto dai pater famiglia. Lei non firma quelle, firmano soltanto gli uomini della comunità. E sono quelli che presentano le querelle più dure di questioni che hanno a che fare con quello che un uomo avrebbe detto. I preti ci deve rispettare, la Chiesa l'abbiamo costruita noi. I soldi mettiamo noi, perché le decisioni non possiamo prendere noi? Quindi l'idea del controllo della Chiesa è un aspetto molto forte, ma chi scrive non sono gli uomini, ma è la maestra in un italiano perfetto. Le 2 uniche lettere che ci sono scritte dalla commissione sono in un misto dialettale molto, come dire, sgrammaticato, e si nota, a parte la calligrafia, anche la differenza della sintasse e della lingua che è utilizzata. Invece quando scrive Firmiano Suo non scrive mai in italiano, scrive sempre in portoghese e si presenta sempre come una figlia devota, fervente, una madre che si colloca davanti a questo padre che è il vescovo, chiedendo il suo ausilio, chiedendo che venga in soccorso di questa comunità che ha bisogno, dicendo di anime che si stanno perdendo, di figli che si stanno smarrendo, e che serve l'azione paterna di questo vescovo nell'azione nella comunità, come ad esempio dice in una lettera: Eccellenza Reverendissima, non vi dimenticate, abbiamo bisogno di buoni esempi. Umilmente vi supplichiamo di ascoltarci perché possiamo vivere vicino al nostro Signore. Benedica Eccellenza Reverendissima questa ultima delle vostre servitrici. In realtà qui non parla la Barbisona o la comandona, ma parla quella donna che è riuscita a capire come funzionano i meccanismi sociali del suo tempo, si inserisce all'interno di questi meccanismi e utilizza il ruolo che è stato dato a lei nella comunità, nella Chiesa, nella società, per utilizzare a suo beneficio. E questo è quella frase che dicevo prima della zia Gemma, che diceva bisogna far capire agli uomini che si obbedisce, perché così sono contenti. Quindi bisogna far capire al vescovo che l'idea è sua, perché così sarà contente. Sto per chiudere, e quello è un elemento che si osserva in tutta la narrazione. Soltanto un aneddoto importante perché si collega. Sempre Bruno di Gilonè, che era il superiore dei Cappuccini, e i Cappuccini seguivano le suore, nel senso la confessione, la parte religiosa. E la superiore delle suore, Suor Margherita, voleva che questa relazione continuasse. E un po' a beffa hanno detto al frate dicendo: ma allora lei vuole rimanere in questa relazione di formazione delle suore perché Suor Margherita lo vuole? E detto: guai a chi pensa che io prenda consigli dalle donne, perché in realtà questo sarebbe un'infamia. Quindi in realtà il significato è un po' lo stesso, cioè Suor Margherita faceva credere a frate Bruno che in realtà era una sua idea. In realtà quello che faceva, la posizione che si collocava Luisa Perazzoli nei rapporti con il vescovo era sempre della figlia
umile della servitrice ultima che aveva bisogno di questa azione del prete. Il risultato è che ha pagato. Questo sacerdote, dopo 8 mesi di corrispondenza, è stato espulso dalla comunità con il beneplacito del vescovo, e rimane una leggenda che è stata raccontata poi da un frate lassalista di La Salle, che raccontava un po' questa storia, dicendo: quando è uscito questo prete, secondo la narrazione sua, espulso dalle donne della comunità, che hanno buttato tutte le sue cose fuori dalla canonica, uscendo per la montagna ha guardato indietro e ha maledetto il paese, dicendo che lì, perché lui era andato per eventualmente far diventare una parrocchia, che lì non sarebbe mai diventato parrocchia. Dice che forse un po' la maledizione ha preso, perché ci sono voluti 60 anni perché diventasse una parrocchia, però poi la maledizione, si vede, era a tempo scaduto e non ha avuto una durata lunga. Grazie. Grazie Luis, anche qui una storia molto interessante, molto bella, e soprattutto è bella questa doppia rappresentazione, cioè come si presenta questa figura e come in realtà è, come dire, ecco, questo doppio binario del rappresentarsi e dell'essere in realtà, perché alle donne non era consentito rappresentarsi come si era, cioè la donna doveva sempre presentare la faccia di quella umile, ubbidiente, sottomessa, mentre in realtà svolgeva un ruolo determinante. Nuto Revelli lo definisce l'anello forte della società, ecco, l'anello forte, però non si poteva dire, non si poteva rappresentare, doveva questo passare appunto sotto silenzio. Quindi anche qui una storia interessante. Sarei curiosa di sapere che fine ha fatto Luisa, visto che si è, non possiamo dire spretata, ma che è uscita dall'ordine. Ecco. Posso dire velocemente, allora, giusto 2 parole. Lei si è sposata molto tardivamente con un vedovo, e appunto sono vissuti senza figli fino alla morte di lui, e poi lui ha proseguita, credo, ora non so esattamente, non mi ricordo ora esattamente l'età con cui è morta, ma sicuramente dopo gli 80, perché nei 105 anni della mamma era ancora viva con 80 anni. Benissimo, ecco, quindi proprio un finale a sorpresa. Bene, allora passiamo adesso alla lettura, diciamo, all'ultima lettera di Maria Favretti, che leggiamo, e dove racconta un po', come dire, questa storia della scuola. Prego. 12 aprile 1893. Carissima madre, vi scrivo queste 2 righe per farvi noto l'ottimo stato di mia salute, come spero sia simile di voi e famiglia. Vi dirò che da diverso tempo non ricevo lettere vostre e sto con fastidio, temo vi sia successo qualcosa di male. Vi prego quindi, appena ricevuta la presente, rispondermi subito. Vi dirò che il mio baule più non lo trovai, quantunque il console qui abbia fatto delle ricerche. Sappiate che qui sono in mezzo alla rivoluzione. Cominciai la scuola, ma dovetti dopo 28 giorni che la cominciai tralasciare, per la mancanza delle scolari e scolari, avendo scuola mista di 79 alunni, i quali mi pagavano un fiorino cada uno al mese. Era una paga che avrei potuto vivere e vestirmi e aiutare la famiglia. Ora, con ragione devo dire che sfortunata nacqui, ancor più sfortunata muoio. Ora per un po' di tempo sono stata chiesta di portarmi in un negozio di merci e generi coloniali, presso una signora la quale il suo marito l'ha abbandonata e si è portato a vivere con una sua cugina. Quindi io pensai bene di aderire al suo invito. È ormai dal giorno che vi scrivo 8 giorni che costà mi trovo. La detta signora mi passa il vitto vestito. Quando poi sarà cessata la rivoluzione, ritorno presso i miei alunni. Certo che allora potrò aiutarvi. Scrissi a mio fratello Luigi, spero che l'abbia ricevuta. In tutti i casi, fatemi sapere e dite al Gigio che l'America è bella, ma che a questi giorni, si cattivi di rivoluzione, desiderei anch'io essere presso di voi. Io dire il vero non la soffro, né fame né sete, ma si sta sempre per questa maledetta rivoluzione. Ma in tutti i casi devo darmi coraggio e pensare che tutto ha fine, e quindi terminerà anche questo mio soffrire. Il destino terminerà, spero terminerà pure una volta di perseguitarmi. Se mai posso, spero di ritornare in Italia, poi vi dirò che se ci vengo verrò accompagnata. Se il destino non mi è contrario, faccio l'amore da 3 mesi con un giovane bellunesi, il quale è 2 anni che si trova a Costà. Tiene una colonia ben fornita di bestie e di terreno buonissimo per il raccolto di tutte le sorte, e poi esercita il mestiere di falegname.
Fra non molto avete il nostro ritratto, che per fare 6 copie ci vogliono 9 fiorini. Pregate Dio per la vostra affezionatissima figlia, Marietta Favretti. Bene, a questo punto chiamo intanto al tavolo Marisel Bertolo, però prima di darle la parola e di presentarla, devo anticipare 2 letture di un personaggio di cui lei parlerà nella sua relazione, che è Gigliola Zecchin, detta Canela. Un po' la conoscete già se avete visto la locandina. La locandina che abbiamo preparato presentava un passaporto, di cui ci parlerà poi appunto Marisel, ed era il passaporto che vede appunto questa ragazza giovane, bambina, immigrata, insieme appunto alla madre. Gigliola è poi diventata una scrittrice, una giornalista, insomma ha avuto un percorso di grande successo. Però ecco, ricordando sempre questa sua partenza, questa sua realtà anche di immigrata. E quindi qui devo anticipare 2 letture che la riguardano, 2 suoi scritti, uno in prosa e uno in poesia, in cui ricorda appunto questa sua terra lontana, ricorda anche la madre. Prego. Venezia era lontana, o non tanto lontana. La mia città e i paesi dove vivevano le zie formavano nella mia testa un circolo chiuso, una specie di nido che era il mio paese, Corogna Veneta, Bassano, Noventa Vicentina, mezza selva, luoghi dove c'era un paesaggio, una casa, un tetto che poteva ospitarci. Ma a Venezia no, non c'era nessuno che potesse portarmici, non c'era albergo. Venezia era il cristallo, i merletti, le maschere, il leone favoloso eretto su una colonna pagana. Era nei racconti e nelle fiabe. Venezia, così lontana da me. I ricordi di prima della guerra appartenevano a mia madre e ai fratelli maggiori, da cui avevo ricevuto piccole fotografie dai bordi ritagliati, tutti in posa seduti sulla sabbia del lido, accanto al mare. Erano tempi di bonaccia, si vedeva dai berretti bianchi, dal cappellino di mia madre e dai secchielli di legno. Quasi nessuno ricordava più quegli anni, come se la guerra, quella violenta marea, avesse spazzato via per sempre quelle infanzie. Il fratello più grande la pensava così, me lo disse molti anni dopo. Mi sembrava che non ci fosse al mondo una famiglia più felice che la nostra. Il mio immaginario di Venezia si riduceva a quei viaggi impossibili, sempre rimandati, che avrebbero potuto condurci al paese dell'acqua e dei palazzi che vi si rispecchiavano, ma anche alle voci in coro della nostra famiglia. Cantavamo antiche melodie in un dialetto intricato, le stesse che intonavano i gondolieri al ritmo dei remi, perché le loro donne sapessero che stavano passando vicino. Una lunga canzone col suo malinconico stornello. Loro riconoscevano il filo di quella voce, mentre soltanto con un filo e un ago tessevano quel meraviglioso pizzo veneziano con l'arte paziente del puncetto. E ora una poesia invece, appunto, in cui Gigliola ricorda la madre. È tratta dal libro La miglior ferita, pubblicato nel 2000. Coprimi, disse, ho freddo. Senza aspettare mi diede un bacio. In un attimo ero altrove, in un luogo dove non ero mai vissuta. Un fiume di scarafaggi marciava lungo un sentiero. Mi unii a loro, cercando di nascondere la condizione di farfalla. Poi tornò mia madre, nuda, raccoglieva semi nel campo. Potevo volare assai vicino ai suoi capelli e guardarla con tutti i miei occhi. Bene. Grazie. Bene, adesso presento Marisel Bertolo, che si è laureata in scienze politiche presso l'Università di Rosario, ha conseguito un dottorato di storia presso l'Università di Buenos Aires e ha completato il programma postdoc presso l'Università Nazionale di Rosario. Insegna e fa ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche
della stessa università e insegna storia politica argentina e processi e patrimonio storico argentino, ma soprattutto è direttora del Centro Interdisciplinare di Storia delle Donne e di Studi di Genere, che ha compartecipato all'organizzazione di questo convegno, e l'Istituto di Ricerca della Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Inoltre è fondatrice dell'Associazione Argentina per la ricerca sulla storia delle donne e gli studi di genere, diciamo una società italiana delle storiche argentina. Ecco. La sua ricerca si concentra sulla storia del lavoro in Argentina in una prospettiva di genere e in particolare sull'intersezione tra intervento statale e lavoro femminile. Benissimo, tante grazie. Prego. Sono veramente molto, molto felice di essere qui e molto emozionata anche. Tenterò di leggere in italiano. In primo luogo desidero ringraziare per questo invito all'Ateneo Veneto, alla sua presidente Antonella Magaraccia e alla dottoressa Nadia Maria Filippini. In qualità di membro dell'Associazione Famiglia Veneta di Rosario, ringrazio anche il suo presidente Mauro Testa per aver avviato legami con questa prestigiosa istituzione che si sono rafforzati nel corso del tempo. Infine, il mio ringraziamento va anche all'Università Nazionale di Rosario per aver accompagnato istituzionalmente questo scambio accademico. In questa relazione rifletterò sui legami tra immigrazione italiana, relazione di genere e lavoro in Argentina, dalla fine del XIX secolo fino alla prima metà del XX. Più in particolare analizzerò in modo succinto alcuni aspetti dell'esperienza migratoria e lavorativa di Gigliola Sechin, importante immigrata italiana di origine veneta. La storia dell'immigrazione in Argentina permette di ricostruire una parte fondamentale della nostra identità come nazione. Tra il 1881 e il 1914 arrivarono nel paese poco più di 4.200.000 persone. Gli italiani rappresentavano la percentuale maggiore e sempre questo è stato così, con circa la metà del totale. In questo periodo l'Argentina ricevette un'ondata migratoria che, sebbene inferiore a quella degli Stati Uniti, fu superiore a quella del Canada e del Brasile. A sua volta, tra il 1881 e il 1910, questo processo ebbe come contropartita un importante livello di ritorno degli immigranti dell'ordine del 36%. Non so se mi faccio capire più o meno. Benissimo, perfetto. Avanti adesso. Sebbene l'arrivo degli immigranti italiani possa essere fatto risalire a molto tempo prima, è a partire dalla battaglia di Caseros nel 1852 che chiede l'inizio al processo di organizzazione nazionale che una comunità italiana con caratteristiche più stabili cominciò a radicarsi. Si formarono diversi spazi associativi, società di mutuo soccorso, ospedali, eccetera, orientali all'organizzazione della prestazione di servizi sociali per i propri connazionali. Fino adesso al presente alcune di queste iniziative ancora prestano lo stesso servizio. Per esempio la società di soccorros mutuos, l'ospedale italiano è importantissimo ancora in Argentina e in diversi posti, diverse città. Per quanto riguarda la presenza femminile, durante la grande immigrazione la media stimata era di circa 100 donne, ogni poco più di 300 uomini. In prospettiva comparativa, l'Argentina attirò un numero maggiore di nuclei familiari
anche se poi spesso gli uomini partivano in anticipo, come primo anello della catena migratoria, e le donne arrivano in un secondo momento, d'accordo il modello del raggruppamento familiare. L'immigrazione proveniente dal nord Italia iniziò ad aumentare a partire dal 1870, con l'arrivo di manodopera delle regioni del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. Con il cambio di secolo, questa presenza regionale si modificò, dando luogo a un maggiore afflusso di italiani provenienti dalle regioni del sud e centro. In particolare, per quanto riguarda l'immigrazione dalla regione Veneto, una recentissima ricerca riporta una percentuale stimata del 7% rispetto al totale degli immigranti di origine italiana nel periodo 1876-1925. Sebbene fino al 1915 prevalgano gli arrivi di uomini, esisteva anche una percentuale di donne che emigravano in modo autonomo. E nella sua ricerca, Carina Fried, anche dell'Università di Rosario, ha rilevato una percentuale che poteva oscillare tra il 13 e il 18% del totale, che viaggiava da sola. E sebbene molte di loro si integrassero nelle reti parentali, deduce che si inserissero anche nel mercato del lavoro. E l'Argentina della fine del XIX secolo presentava alcune peculiarità che la distinguevano del resto dell'America Latina. Tra il 1880 e il 1914 ha registrato una crescita economica esponenziale e sostenuta, anche se con una breve parentesi nel primo quinquennio del 1890. È una struttura sociale dinamica e diversificata, strettamente legata al fenomeno dell'immigrazione di massa dall'estero alle esperienze di mobilità sociale ascendente. Senza sottovalutare l'idea di una certa eccezionalità del caso argentino, riteniamo che il dialogo con le rinnovate agende storiografiche di altri paesi latinoamericani, in particolare uno sguardo comparativo tra Argentina e Brasile, entrambi con un significativo flusso migratorio, consentirà di stabilire maggiori precisioni sulle particolarità della nostra esperienza migratoria a livello nazionale. Su un altro piano, dalla fine del XIX secolo e dai primi decenni del XX, il funzionamento del mercato del lavoro locale ha evidenziato una permanente mobilità geografica e occupazionale, con una crescente domanda di manodopera poco qualificata nei periodi di raccolta, solitamente soddisfatta dalla forza lavoro stagionale legata al processo migratorio. I lavoratori si spostavano dalla campagna alla città e viceversa. È dimostrato che questa dinamica influiva sulla stabilità dell'occupazione, generando periodi di disoccupazione che deterioravano le loro condizioni di vita e il loro reddito, sollevando alcuni interrogativi sull'approccio più ottimistico al funzionamento dell'economia. A parte le diverse interpretazioni sulle conseguenze sociali del flusso costante tra campagna e città, questa realtà permette anche di mettere in discussione le divisioni tra mondo urbano e mondo rurale. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale ebbe un forte impatto, provocando un'improvvisa interruzione dell'arrivo di nuovi immigranti, in cui
afflusso massiccio era continuato dal 1880. Vuol dire che tra il 1880 e il 1914 il flusso della nostra immigrazione è stato massivo, con alcune interruzioni molto, molto brevi. Sebbene dopo alcuni anni il flusso migratorio riprese a crescere, questa esperienza segnò un limite al modello delle porte aperte, espresso nella Costituzione nazionale del 1853 e nella impronta di promozione delle politiche migratorie. Iniziò allora l'attuazione di politiche più restrittivi e selettivi, particolarmente accentuate a partire dagli anni 30. Tuttavia, queste politiche mostrarono variazioni e sfumature a seconda dei diversi processi storici. Secondo quanto affermato da Maria Bjerg, l'inserimento lavorativo femminile era eterogeneo e dipendeva da una molteplicità di fattori. La loro partecipazione e permanenza nel mercato del lavoro era solitamente subordinata alle esigenze e alle strategie familiari, molto più che nel caso degli uomini. Il lavoro nelle fabbriche era una pratica piuttosto diffusa, prevalentemente nell'industria tessile e alimentare. Le donne svolgevano diversi lavori, anche se il servizio domestico e attività come stiratrici o cuoche occupavano un posto preponderante. Esistono anche prove che le donne immigrate svolgevano lavori in ambito rurale, come l'uso dell'aratro, tra gli altri, ripetendo esperienze lavorative europee. Un'altra occupazione molto diffusa era il lavoro a domicilio, più precisamente la sarta a domicilio, e occupazione prevalentemente femminile. Mi faccio capire con questa modalità lavorale? Sì. Benissimo. Il lavoro di cucito era uno dei mestieri che le donne imparavano in giovane età, come parte dei compiti accettati e naturalizzati, e gli veniva assegnata una qualifica e una valutazione inferiori in termini economici. Nella nostra ricerca abbiamo trovato prove che indicano una presenza significativa delle donne immigrate nello sviluppo del lavoro a domicilio. Riteniamo che questo tema debba essere approfondito in future ricerche, insieme ad altre manifestazioni del lavoro femminile, poiché potrebbe fornire una visione più completa e diversificata del processo migratorio e delle esperienze lavorative delle donne appartenenti ai settori subalterni. È necessario analizzare fonti storiche che favoriscano una visione più ampia e diversificata, che possano essere confrontate e integrate con altri registri e documenti. La stampa operaia e di sinistra, molto abbondante e variegata all'epoca, possiede un enorme patrimonio informativo sul mondo del lavoro e sulla costruzione di reti e legami di dimensione transnazionale. Offre la possibilità di collegare il mondo del lavoro e quello dell'immigrazione e di indagare sulle difficoltà nei paesi di origine e di accoglienza. Una serie di ricerche nel campo storiografico hanno iniziato questo percorso, anche se con una presenza molto minore per quanto riguarda l'analisi dell'immigrazione italiana d'oltremare da una prospettiva di genere. Come sottolineato da Michel Perrault, è particolarmente importante formulare nuove domande quando si consultano fonti storiche tradizionali, al fine di individuare alcune tracce che rivelino la presenza femminile in diversi ambiti della sfera pubblica. A titolo di esempio, possiamo domandarci
In che modo le differenze di genere ed etniche hanno contribuito a accentuare le disuguaglianze sociali? È possibile individuare una certa corrispondenza tra determinate occupazioni e l'appartenenza etnica o regionale? Un'altra mi sembra, per esempio, in che misura sono esistite tensioni e conflitti tra identità etniche e interessi di classe. E adesso vado a leggere la breve storia di Gigliola Sechin, che ho fatto delle interviste e alcuni altri registri. Nata Gigliola Sechin, più conosciuta come Canela, nata a Vicenza, Italia, nel 1942. Emigrò in Argentina nel 1952 all'età di 9 anni. È una figura di rilievo nel mondo della cultura argentina, editrice di numerosi libri, giornalista, produttrice e conduttrice di diversi programmi televisivi. Come scrittrice nel genere della letteratura per l'infanzia e la gioventù ha pubblicato più di 40 libri. Desidero ringraziare in modo particolare Gigliola per la sua disponibilità e per aver condiviso la foto di famiglia che compare in cima alla locandina. Per approfondire la sua esperienza di migrazione e di lavoro, ho realizzato una intervista orale accompagnata da successive comunicazioni telefoniche. Inoltre è stato possibile accedere a registrazioni fotografiche e aneddoti personali che mi hanno permesso di comprendere meglio il suo percorso di vita in Italia e in Argentina. Per approfondire le diverse dimensioni delle sue esperienze, il suo libro, pubblicato di recente in Argentina con il titolo La niña que no vio los ojos e in Italia con il titolo Attraversare il mare, editore Sette Città, è stata una fonte di analisi rilevante. Si tratta di una testimonianza autobiografica in cui condivide aspetti della sua esperienza migratoria, personale e familiare. In questo senso vorrei sottolineare il valore del contributo che la narrativa letteraria fornisce all'analisi storico, in cui si riflette con maggiore chiarezza il piano delle emozioni e dei sentimenti nella vita sociale. Ho scelto questa storia perché, nonostante i suoi aspetti eccezionali, mi ha permesso di comprendere meglio il fenomeno dell'immigrazione dal punto di vista femminile e in relazione alla costruzione di rete sociale di dimensione internazionali. Alcune delle caratteristiche che menzionerò erano sicuramente comuni ad altre donne immigranti, anche se non hanno lasciato tracce tali da diventare materiale di interpretazione per gli storiatori, per le storici. Inoltre, se teniamo conto delle pochissime ricerche legate all'immigrazione di origine veneta in Argentina, la possibilità di iniziare a ricostruire questa storia può costituire un contributo e un punto di partenza per nuove indagini in campo storiografico. Come si è svolto il processo della sua immigrazione? Quando sono arrivati in Argentina, hanno trascorso una notte a casa dei parenti materni, per poi trasferirsi nella città di Mar del Plata, che è una città eminentemente turistica in Argentina, dove si trovava l'azienda alberghiera di famiglia, dove già lavoravano i suoi 2 fratelli. Ora si è aggiunta anche il resto della famiglia. In questo caso particolare la decisione di emigrare è stata presa nell'ambito di una rete sociale familiare che ha inoltre favorito l'immediata inserzione lavorativa di tutti i membri della famiglia. Tra i fattori che hanno avuto un peso nella decisione di migrare, Gigliola racconta che erano in contatto con i parenti materni già insediati lì.
in Argentina sarebbe, i quali raccontavano un'esperienza positiva. Come dice Gigliola, l'Argentina era considerata dalla famiglia come una terra promessa. Questa metafora riflette le rappresentazioni sociali e culturali dell'epoca, che esprimevano alcune caratteristiche e potenzialità della realtà economica locale, sebbene fossero anche influenzate dalla propaganda ufficiale. Secondo quanto da lei affermato, la madre ebbe un ruolo attivo e preponderante nella decisione di immigrare e nella gestione dell'economia familiare. Il padre era già deceduto in Italia. Alcuni anni dopo il loro arrivo nel paese sono riusciti a raggiungere l'indipendenza economica. Sua madre ha svolto un ruolo determinante nell'avvio di una nuova impresa alberghiera a conduzione familiare nella provincia di Cordova, un'altra provincia dove il turismo è molto importante anche, replicando le stesse attività che avevano svolto in Italia nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Come ha sottolineato nell'intervista Gigliola, mia madre era il capitano della nave. A mia madre piaceva prendere decisioni. E con il passare del tempo l'autorità passò ai figli maschi, che originariamente avevano guidato il processo di immigrazione. Nel suo discorso è stata esplicita la decisione di assumere attivamente l'adattamento alla nuova realtà, anche se ha lasciato trasparire le tensioni e le sfide che ciò comportava. Sebbene abbia affermato di aver avuto una piena integrazione, i ricordi, le incertezze e lo sradicamento hanno accompagnato gran parte della sua esperienza di vita, in modo molto più accentuato nella fase dell'infanzia e della giovinezza. In sintesi, è emersa una tensione permanente tra i sentimenti di nostalgia e la necessità di adattarsi e integrarsi. In un momento dell'intervista ha menzionato l'incompletezza che ha attraversato la sua vita e la perdita di identità, che si è riflessa nel cambiamento di lingua, di scuola, di geografia, eccetera. Allo stesso tempo ha affermato: ho coperto questi bisogni con la forza di volontà. Il tema dell'identità è particolarmente complesso. Gli immigranti vivevano spesso una realtà di identità instabile, mutevoli, in continuo processo di ridefinizione, come riflesso dell'esperienza della diaspora. Per concludere, vorrei sottolineare un altro aspetto peculiare di questa storia individuale, la sua precoce e coerente decisione di diventare indipendente. Sia dal punto di vista lavorale che sia dal punto di vista personale. Nel suo racconto ha detto di aver iniziato a vivere da sola all'età di 16 anni e di essere riuscita in breve tempo a trovare un lavoro che le garantiva un reddito proprio. A 20 anni ha raccolto le risorse necessarie grazie al suo lavoro in televisione. La sua decisione è stata quella di andare in Italia per ritrovare i suoi familiari e conoscere i suoi nipoti. In altre parole, è riuscita a sostenere attivamente la rete familiare che si è costruita. Inoltre, nei suoi interventi pubblici era sempre presente la sua condizione di immigrata e la trasmissione delle tradizioni e dei costumi italiani, con particolare attenzione al Veneto. Allo stesso tempo ha costruito nuovi legami sociali internazionali che si sono tradotti in partecipazioni, premi o pubblicazioni tra altri. D'altra parte, la decisione di continuare a lavorare per tutta la vita, anche se dopo il matrimonio non aveva più la necessità materiale, dimostra una singolarità per l'epoca. In una certa misura
potrebbe essere inserita nel contesto storico degli anni 60 e 70, caratterizzati da una crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ai processi di formazione attraverso il sistema universitario statale, ad accesso libero e gratuito in Argentina. Tuttavia, è ancora una pratica abbastanza diffusa che le donne lavorassero mentre erano single e smettessero di farlo dopo il matrimonio. Benché Gigliola ha 4 figli e ha continuato in qualche modo lavorando tutta la sua vita. Più frequentemente nei settori sociali benestanti della società, come nel caso del suo ambiente familiare. In sintesi, potremmo dire che sotto molti aspetti Gigliola Cecchin non si è adeguata al discorso né alle rappresentazioni sociali dominanti che legavano in modo indissolubile la condizione femminile alla sfera domestica. Piuttosto la sua esperienza di immigrazione e di lavoro lascia un'eredità trasformatrice e un contributo alle rivendicazioni che difendono relazioni di genere più egualitarie, anche se a livello discorsivo ha manifestato un'attitudine reticente nei confronti dell'attivismo femminista sviluppato a livello locale. L'insieme delle riflessioni che condividiamo in questa presentazione ha cercato di apportare nuovi elementi, come un modo per contribuire a desestabilizzare una certa visione storiografica delle migrazioni e del lavoro più centrata sulle figure maschili e sulla loro presenza dominante nel processo immigratorio e nel lavoro assalariato, ignorando l'azione femminile e l'intervento attivo delle donne in diversi ambiti dello spazio pubblico. Ho finito. Grazie Marisel per questa ampia relazione e anche e soprattutto per lo sforzo che hai fatto di farla in italiano, perché credo che non sia una cosa semplice, anche se il tuo cognome Bertolo ci dice tutto delle tue radici, perché Bertolo è un cognome veneto, precisamente mi pare padovano, no? Di Padova, dove appunto la tua storia, le tue radici affondano. Grazie. Invito a questo punto Susanna Regazzoni a venire qui per l'ultima relazione e restiamo con Susanna sempre nell'ambito di donne scrittrici. Ecco, quindi di ruolo delle donne nel mondo culturale italo-argentine. E presento Susanna, che è una figura molto nota a Venezia perché lei ha insegnato lingua e letteratura ispano-americana all'Università di Ca' Foscari ed è attualmente direttrice dell'archivio Scritture e Scrittrici Migranti, sempre dell'Università. E anzi devo dire che poi lei proprio ha fondato questo archivio e dirige anche la collana Diaspore dell'Università di Ca' Foscari. La sua ricerca si è concentrata soprattutto sullo studio della narrativa in lingua spagnola nei secoli XIX, XX e XXI secolo e soprattutto sulla questione del gender. Ecco, sulla peculiarità del discorso letterario in Argentina, con particolare riferimento alle figure di Borges e anche a Cuba, ecco, con particolare attenzione ai fenomeni di transculturazione. Numerose sono le sue pubblicazioni, diciamo su questo terreno, ma voglio ricordare le più recenti: Il cuerpo rescritto, Autoras Argentinas in siglo XXI secolo, e poi con Adriana Mancini Italia-Argentina, una storia condivisa, ecco, pubblicato da Ca' Foscari nel 2022.
Grazie Susanna, a te la parola. Allora, grazie a Nadia Filippini per l'invito, grazie alla Presidente per l'evento e per l'organizzazione e soprattutto grazie a voi che siete ancora qua e che mi ascoltate. Cercherò di essere sintetica e veloce. Volevo ringraziare anche Marisel Bertola perché mi ha anticipato molte cose che potrebbero essere utili per il mio discorso. Quando parlo di migrazione Italia-Argentina mi piace iniziare col preambolo della Costituzione della Nazione Argentina del 1853, scritto in parte da Juan Bautista Alberdi, che è ancora in gran parte attuale e che dice promuovere il benessere generale e assicurare i benefici della libertà a noi stessi, ai nostri posteri e a tutti gli abitanti del mondo che desiderino fare del suolo argentino la propria dimora. Allora, mi sembra che sia importante questo preambolo perché fin da subito la Repubblica Argentina ha chiamato nel suo territorio gran parte di stranieri per promuovere la sua economia e per popolare le ampie distese deserte. Bisogna anche ricordare che proprio contemporaneamente a quel momento l'Italia aveva bisogno, dopo la guerra, dopo le guerre del Risorgimento, dopo la povertà, la carestia e tanti altri problemi, aveva bisogno di far emigrare gli italiani. Per cui da questa fortunata coincidenza si è realizzato quel fenomeno che ha portato tantissimi italiani, io sono argentina, figlia di italiani, perciò ha portato tantissimi italiani in Argentina. Inoltre non abbiamo tempo, ma c'è una serie di manuale dell'immigrante dei vari fatto dal Ministero della Repubblica Argentina che accompagnavano gli italiani all'estero, dove venivano indicate come bisognava comportarsi, cosa bisognava fare, cosa non bisognava fare, e c'era anche, per quanto riguarda il manuale dell'immigrante italiano argentina, una piccola grammatica della lingua castigliana. Ora, l'emigrazione, la grande emigrazione, come è già stato ripetuto in vari momenti, la grande emigrazione italiana inizia a metà dell'Ottocento, continua fino all'inizio del Novecento, però diciamo che ce n'è anche una molto importante dopo la Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che adesso invece gli argentini molte volte ritornano in Italia se non altro per recuperare una cittadinanza molto utile al momento. Fin da subito la letteratura si fa eco del fenomeno. Un esempio è Edmondo de Amicis sull'oceano, 1889, una sorta di reportage del viaggio fatto dallo stesso scrittore nel 1884. In Argentina dapprima si registra un certo malessere rispetto a quello che è stata chiamata la valanga migratoria. Lo straniero, e in questo caso l'italiano, si vede con una certa ostilità, un po' di diffidenza, ma subito si trasforma in una specie di personaggio comico. Però c'è un libro che a me interessa, che è Juan Moreira, un romanzo di Eduardo Gutiérrez, scritto a puntate, pubblicato a puntate fra il 1878 e il 1880, che viene presto trasformato in opera teatrale, infatti viene considerato come l'origine del teatro argentino, poi viene trasformato in pantomima, mimodramma, dove il cattivo, l'opponente, è il gringo Sardetti, cioè un genovese padrone dell'emporio del paese.
In questo panorama, come già stato detto e scritto in molte occasioni, le donne svolgono un ruolo secondario. Sono le mogli, le sorelle, le figlie di uomini che emigrano. A volte non hanno neanche nome. E solo in un secondo momento, a partire dalla fine dell'Ottocento, direi primi del Novecento, ci sono studi concreti, ma qua sono gli storici che mi devono dar conferma, di questo fenomeno dal punto di vista femminile. È una condizione di marginalità dove appunto non hanno grande peso, a parte alcuni casi eccezionali come la medica Giulietta Lanteri, nata in Liguria nel 1873 e morta a Buenos Aires nel 1932, la prima donna in Argentina a lottare per la possibilità di votare, trionfando quando non era ancora permesso. Solo a partire della seconda parte del XX secolo vengono pubblicate storie di vita migratorie con protagoniste femminili entrando nel privato delle famiglie. Il racconto del privato delle famiglie che chi mi ha preceduto invece ha accolto dal punto di vista storico in maniera più precisa. Allora, l'antecedente di questa genealogia di scrittrici è Siria Poletti, nata a Sacile, a Sacile, a Pieve di Cadore nel 1917 e morta a Buenos Aires nel 1991. Fa la scuola primaria a Treviso, poi diventa maestra d'asilo a Sacile e nel 1938 si trasferisce in Argentina per insegnare l'italiano a Rosario e poi successivamente nel 1948 a Buenos Aires. Il suo libro più famoso è Gente conmigo, Gente con me, 1961, è l'antecedente, è il modello. Si tratta di un romanzo corale, fortemente autobiografico, dove Poletti propone la propria esperienza e quella di tanti italiani e italiane arrivati a Buenos Aires con grande difficoltà. Dalla cella di una prigione la protagonista cerca di spiegare le ragioni dell'accusa che la costringe in carcere, sfogliando le pagine dei suoi quaderni. Nei suoi quaderni sono raccolte tutte le testimonianze delle persone, le storie delle persone alle quali lei faceva da traduttrice, perché era l'unica persona che sapeva leggere e scrivere nel gruppo, no? E questo si è visto dal punto di vista storico precedentemente. Gente con me è un romanzo che nasce dal ricordo, si sviluppa nel presente della narratrice e al contempo si proietta nel futuro che, pure nella crudezza dello sradicamento, si apre alla speranza di una vita migliore. Bisogna arrivare alla fine del Novecento per parlare di letteratura migrante, in ambito argentino sempre. Grazie al numero di opere caratterizzate da assi tematici precisi, pur nella diversità degli stili. Gli esempi più noti si trovano in autori e autrici di nascita italiana o di congenitori italiani, come si capisce dai cognomi. Non li ripeto perché è troppo lungo e non ho tempo, però basta leggere i cognomi di tutta questa serie di titoli e di nomi per capire l'importanza dell'italianità in questi scrittori. In questi libri le protagoniste, sia di scrittori uomini che di scrittrici donne, ma le protagoniste sono quasi sempre donne, nonne, madri, mogli. L'aumento delle scrittrici avviene proprio all'inizio del XXI secolo, come si può capire da questo altro elenco che vi propongo, dove sono tutte donne
di origine o proprio italiane oppure con i genitori italiani. Allora sono tutti cognomi italiani e questa loro ascendenza è rivendicata con decisione nei racconti proposti. In queste storie la narrazione si concentra spesso sulla trasmissione di una memoria che passa da una generazione all'altra, dove spiccano la cronaca di una famiglia o episodi legati a un'esperienza personale. Parentesi, tutto questo in qualche modo è già stato detto da voi prima di me e trovo interessantissimo questa coincidenza fra l'aspetto storico e l'aspetto letterario. In questo caso la letteratura si nutre della storia e io direi che forse la vivifica e la mantiene, la protrae, la trasmette. Tante volte la storia si dimentica, purtroppo, e forse la letteratura è importante per non farla dimenticare, o almeno in questo caso. Allora, mi sono persa. Vabbè, a volte si tratta di una vicenda costruita attraverso più punti di vista, il cui sviluppo riguarda due aree geografiche, questo è importante, abitate da individui che appartengono a un luogo e anche all'altro. L'elemento interessante in questi romanzi è l'insistenza nei personaggi femminili che in qualche modo sopperisce alla mancanza di dati storico-sociali di cui abbiamo parlato all'inizio. Le donne dunque assumono un ruolo fondamentale, e anche di questo avete già parlato, assumono un ruolo fondamentale perché sono coloro che conservano la cellula sociale primaria della società nel paese di partenza, ma anche in quello di arrivo, dove la ricostruzione si realizza anche grazie a loro. Infatti mantengono unita la famiglia quando l'uomo parte e successivamente la difendono nella nuova terra. Storiche tessitrici di memoria, spesso sono loro a mantenere vive le voci del passato, le tradizioni della comunità e a tramandarle alle generazioni future, creando un'identità collettiva e un profondo senso di coesione. Praticano l'importante arte del tessere, in senso etimologico, poiché la prima definizione di tessere è quella di incrociare i fili della trama per formare un tessuto, o in questo caso una storia. Mi piace citare la conclusione del Marche Nostrajo di una scrittrice che io amo molto, Griselda Gambaro, nata nel 28 e ancora viva. Lei è molto importante come scrittrice di opere teatrali, ma il Marche Nostrajo, cioè il mare che ci ha portato, del 2001, è molto importante. Allora, la fine di questo romanzo dice, racconta il ricordo di una ragazzina che diventa la storia di una giovane donna e si legge, aspetta che l'avevo scritto, eccolo qua, si legge: la figlia più piccola di Isabella, quella con il volto olivastro e i capelli ricci come quelli del nonno, sedeva ad ascoltare a tavola, occupando un posto tra il fratello e il cugino, il figlio di Natalia. Non interveniva mai nelle conversazioni dei grandi. Conservava gelosamente il ricordo di Natalia, di Giovanni, e con ciò che sua madre Isabella le raccontava, con la sua odiata ma tenera mitezza, molti anni dopo scrisse questa storia, appena inventata, che si conclude con le voci che cessano dopo aver parlato. Il romanzo di Griselda Gambaro è molto importante a parer mio perché intanto racconta un arco temporale molto ampio, inizia a metà dell'Ottocento e finisce nella seconda parte del Novecento e si sviluppa sia in Italia sia in Argentina, ma racconta anche i lunghi viaggi che i migranti dovettero affrontare per arrivare al nuovo mondo.
Come si evidenzia nella citazione, in questa citazione, la memoria autobiografica è centrale in questo discorso e si configura come l'elemento che raccoglie una serie di ricordi e di esperienze tramandate alle generazioni più giovani. Una memoria autobiografica che si costruisce grazie a un insieme di allusioni e di evocazioni che hanno caratterizzato l'esistenza di un gruppo di persone e il loro rapporto con il mondo. La capacità di tornare al passato è considerata il risultato dell'integrazione dei ricordi di eventi vissuti in un luogo e in un tempo specifici da una persona, insieme al significato che il nostro universo semantico attribuisce a quegli episodi. Il narratore, o in questo caso la narratrice, osa interpretare il segreto, farlo parlare, non è mai sicura del risultato ottenuto perché riconosce l'arbitrarietà della sua memoria. Ma grazie alla materialità della scrittura c'è la possibilità che una parte della vita vissuta talvolta possa essere raccontata. Allora, il sorgere del tema migratorio, soprattutto alla fine del secolo scorso, si spiega con la tradizionale e universale ricerca di identità, in particolare in America, dove fin da subito la conquista, la cosiddetta conquista, fu accompagnata da moltissime genti, da genti di provenienza diverse, che hanno cancellato quasi del tutto le popolazioni autoctone. E inoltre bisogna ricordare la necessità nella seconda parte del Novecento di ricostruire un'identità ferita dopo le grandi dittature militari che hanno così caratterizzato purtroppo la storia di quel continente. Ed è proprio Griselda Gambaro che dice: penso che, viste tutte le difficoltà, le catastrofi che abbiamo attraversato, questo, cioè il tema migratorio, sarebbe una sorta di riconoscimento di noi stessi. Mi sembra che mai prima d'ora siano stati pubblicati così tanti libri sulla nostra storia, recente e lontana, perché c'è bisogno di verità. Questi libri intendono dare agli immigrati sempre più quel valore che hanno avuto, ma che non è mai stato adeguatamente sottolineato. Fine della citazione. Infatti il tema della memoria, in questo caso dei ricordi dell'immigrante italiano, oltre ad essere un elemento fondante dell'identità dell'Argentina di oggi, risulta essenziale per ripensare al nostro presente italiano. Punto. Adesso voglio, parlare di una scrittrice in particolare che ha scritto una trilogia, sempre dedicata al tema migratorio. Marea è il primo libro nel 2019, La Caracola il secondo nel 2021. Io voglio parlare di Musica materna del 2023. In questo libro c'è una donna che racconta e che è una donna ormai anziana, che è la stessa donna che era apparsa anche nei libri precedenti. Abbiamo la stessa storia vista da punti di vista e da epoche diverse, che in qualche modo in questo terzo libro si raccoglie e viene riconosciuta nella sua totalità. È una donna anziana che è appunto figlia di italiani, che racconta. Il racconto prima era stato fatto da nonne, zie, madri, in questi viaggi di andata e ritorno, esplorando la condizione del migrante che appartiene a due mondi. E in particolare Musica materna appartiene a due mondi, perché la prima parte si svolge in Italia e la seconda parte in Argentina, anche se non c'è questo rigore cronologico. Gli episodi vengono presentati in maniera abbastanza disordinata, come spiegherò meglio adesso.
Allora, con musica materna prosegue il racconto dei testi precedenti attraverso nonne, zie e madri, in viaggi avanti e indietro, esplorando la condizione del migrante che appartiene a due mondi. In questo caso si tratta del paese di Castropignano in Molise e di Tropezón nella provincia di Buenos Aires. Un'esistenza che Omi Baba chiama di mezzo tra tempi e spazi distinti eppure simultaneamente presenti. In questo terzo romanzo un io narra e una giovane donna ascolta ed emerge il punto di vista della madre, Maria, con una voce che si impone grazie alla sua cadenza e alla sua musicalità. In un lungo monologo, in seconda persona, ormai anziana, la donna dispiega il racconto di una vita, una storia che viene registrata da chi ascolta e che, per sottolinearne l'intensità orale, scorre disordinatamente, ripetendo frasi come «Ho visto tutto questo con i miei occhi ed è stato triste». In questo modo la narratrice segna il contrasto tra un passato difficile, diverso dal presente, soprattutto per quanto riguarda la situazione delle donne. Come spiega l'autrice, la Batticuore, il libro è il risultato di esperienze reali, in particolare di lunghe conversazioni con la madre, nonché di altri materiali, fotografie e documenti di vario genere, oltre ai viaggi realizzati dalla stessa Batticuore in Italia, dove l'autrice ha registrato interviste con persone della comunità. Questa è una delle foto che sono presenti nel romanzo. Questa donna, l'io narrante Maria, evoca l'ambiente di un piccolo, povero paese del sud in cui è nata e dove ha trascorso l'infanzia. A 14 anni viaggia in Argentina con la madre per raggiungere il resto della famiglia, ovvero il padre, il fratello e lo zio. Il flusso del racconto non è cronologico, come ho detto prima, e i ricordi si spostano avanti e indietro da una geografia all'altra, con numerose ripetizioni per riprodurre efficacemente la forma orale e ottenere un effetto poetico. Il Batticuore è poeta prima che narratrice. Il racconto si concentra su diverse temporalità che la memoria organizza attraverso parole che riproducono le caratteristiche della lingua parlata di una donna analfabeta. I ricordi tornano continuamente ed è proprio tale unicità che si riflette nell'ibridazione di una lingua costruita tra l'italiano e il castigliano, dando sonorità al romanzo. A questo proposito è proprio l'autrice che afferma, cito, «Mi è sembrato di lavorarci come se fosse un'opera poetica. Per far sì che la frase avesse una chiusura musicale, ogni personaggio parlava con una lingua sua, una lingua ibrida, una lingua spezzata, sradicata, una lingua che è fatta di quell'attraversamento di confini culturali che il personaggio porta con sé dall'emigrazione». Fine della citazione. Il ricorso all'oralità implica la ricerca di un interlocutore speciale, in questo caso la figlia, e la necessità di sapere che qualcuno sta ascoltando per ricostruire se stessi e vedere nello specchio dell'ascoltatore la realtà dell'unicità del proprio essere, dando senso a una esistenza. Questa dovrebbe essere la madre e la figlia. Inoltre implica rompere la solitudine del soggetto che ha bisogno di scovare, spiegare e condividere un ricordo. In musica materna, l'urgenza di trovare voci interessate in grado di ascoltare come quella della giovane è esaudita, perché se l'interlocutore giusto non appare al momento giusto, la narrazione parlata non avviene. Infatti, la ricerca dell'ascoltatore, reale o immaginario, è il desiderio che costituisce la motivazione principale e perenne di ogni narrazione, anche della mia. Grazie. Grazie Susanna, e devo dire
che ci resta un po' di tempo per alcune domande, se volete, qualche intervento. Ricordo agli insegnanti presenti che vengano poi alla fine dell'incontro a ritirare il loro attestato di partecipazione, quelli che hanno accompagnato le classi e anche quelli, devo dire, che si sono eventualmente iscritti nella mail che abbiamo indicato. Allora, non so se ci sono domande perché 3 ore ci hanno provato. Io non l'ho fatto prima, ma come al solito non si ringrazia mai chi è di famiglia, e quindi un grande ringraziamento a Nadia Filippini che essendo nostra socia, come dire, considero di casa, e invece è stata l'anima di questo convegno. Se ci sono domande, se no lo chiudiamo qui. Beh, posso fare un apprezzamento a questi studenti, Sì, studentesse, santi. bravissimi, bravissime per la loro attenzione, per le loro letture, ed evidentemente dietro ragazzi e ragazzi così bravi ci sono degli insegnanti altrettanto bravi, a cui va il nostro grazie. Bene, direi che se non ci sono domande chiudiamo qui e spero che questa storia possa poi essere sviluppata anche in classe attraverso discussioni che voi potete fare. Grazie a tutti e a tutti.